Test, 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 test.
Signori, buongiorno. Signori, buongiorno, accomodatevi, inserite le schede. Per favore, riuscite a disinserire le schede dei non presenti, che vi sono vicini, perché non abbiamo il numero. Se disinserite le schede di quelli che non sono seduti. A posto, grazie, c'è il numero, li ho contati. Mozione numero 52, presentata dai consiglieri Barbera, Borgia, Baldan Matteo. Per favore, poi dite che non avete capito. Benetti, Besio, Caligaro, Leso, Rucco e Soranzo. Impegno a mantenere alta l'attenzione su sicurezza, ordine pubblico e promozione della cultura della legalità con ferma condanna di ogni forma di violenza politica e di aggressione alle forze dell'ordine. Prego il presentatore, che non c'è. Bene. Prossima, punto 8. Signori, se fate attenzione. Risoluzione numero 13 presentata dalla consigliera Ostanel, che è qui. Cendron, Luisetto, Sambo, Bigon e dal consigliere Cunegato, tutela del principio del consenso libero e attuale nella disciplina del reato di violenza sessuale, coerenza dell'ordinamento nazionale, con la Convenzione di Istanbul e con le migliori prassi europee delle politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime. Chi interviene? Eccola Barbera. Tutte e due. Torniamo alla precedente. Poi si preparerà la consigliera Ostanel. Tutto a posto, tranquilli. Prego, consigliera. Grazie Presidente, mi scuso per il leggero ritardo. No, è puntualissima. Ho iniziato io un po' prima. Ok. Allora, la mozione che presentiamo quest'oggi in aula è stata depositata qualche mese fa, ma conserva intatta tutta la sua attualità.
La nostra mozione trae origini dai gravi fatti di Torino e Milano dello scorso inverno, episodi di violenza e scontri in cui durante alcune manifestazioni sono state prese di mira le forze dell'ordine. Parliamo di fatti gravi, fatti che non possono essere, per quanto ci riguarda, né minimizzati né tantomeno derubricati a semplici momenti di tensione. Perché quando vengono colpiti uomini e donne in divisa, quando si assiste a lanci di oggetti, bombe carta e aggressioni fisiche, siamo di fronte a comportamenti che nulla hanno a che fare con il legittimo diritto di manifestare. E questo è un tema che rimane attuale, che tocca da vicino i cittadini, gli amministratori locali e i territori che siamo chiamati a rappresentare, perché purtroppo questi episodi non riguardano realtà lontane da noi. E quando si tratta di difendere la legalità e sostenere chi ci difende, le istituzioni hanno il dovere di fare squadra, di non voltarsi dall'altra parte e di attivarsi ciascuno per le proprie competenze. Ringrazio dunque tutti i colleghi del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia che hanno sottoscritto e condiviso questa mozione che presentiamo quest'oggi, perché per il nostro partito rimane e rimarrà sempre fondamentale ribadire un principio democratico tanto semplice quanto chiaro. In una democrazia il diritto di esprimere il dissenso è un valore assoluto da tutelare, ma il dissenso non può e non deve mai trasformarsi in violenza, intimidazione o aggressione nei confronti delle forze dell'ordine o delle istituzioni. Con questa mozione vogliamo quindi innanzitutto ribadire la nostra massima vicinanza istituzionale alle donne e agli uomini in divisa. Persone che ogni giorno, spesso lontano dai riflettori e in condizioni particolarmente difficili, svolgono il proprio servizio con professionalità, equilibrio e un profondo senso dello Stato. Perché dietro ogni divisa ci sono madri e padri, donne e uomini che hanno scelto di servire l'Italia e che meritano rispetto. Questo atto però non vuole e non deve essere soltanto un gesto simbolico, perché la solidarietà politica serve a poco se non si traduce in azioni concrete. E quindi con questa mozione chiediamo alla Giunta regionale di continuare a sostenere nell'ambito delle sue competenze tutte le iniziative utili a rafforzare la sicurezza e la prevenzione sul territorio, ovviamente per le proprie competenze. In particolare chiediamo di promuovere una collaborazione sempre più stretta tra la Regione, gli enti locali, le scuole e le forze dell'ordine, attraverso lo sviluppo di tavoli permanenti di coordinamento istituzionale e il consolidamento di progetti di formazione sulla legalità, dedicati alle giovani generazioni, senza dimenticare i corsi di aggiornamento e di formazione per la nostra polizia locale. Perché la sicurezza siamo convinti che si possa costruire su due binari, da un lato il presidio, dall'altro l'educazione al rispetto delle regole, e in questo quadro si inseriscono perfettamente anche le recenti iniziative adottate dal Governo nazionale, comprese le nuove misure del decreto sicurezza, volto proprio a tutelare le forze dell'ordine e a contrastare i fenomeni di violenza organizzata. Credo sinceramente che su questi principi non debbano esistere divisioni ideologiche o steccati di partito. La sicurezza non ha colore politico, non appartiene a una fazione. La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini ed è la condizione indispensabile per la libertà delle persone, per la serenità delle famiglie e per la qualità della nostra convivenza civile. Noi ci crediamo fermamente, lo abbiamo dimostrato concretamente anche in sede di bilancio, depositando e approvando un emendamento a prima firma del collega Francesco Rucco, che ha aumentato del 10% le risorse a beneficio della Polizia locale del nostro territorio. E con questo spirito di concretezza e di responsabilità istituzionale chiediamo quindi sostegno a questa mozione in aula. Il mio ringraziamento va alla Giunta e all'assessore Luca Spavanetto per il dialogo continuo su questo tema. So che sia in questa legislatura che nella precedente è stato fatto tanto, soprattutto per la formazione dedicata alle nuove generazioni. So che si sta facendo tuttora tanto e attraverso questa mozione vogliamo rafforzare, il mandato politico a proseguire su questa strada e a rafforzare le linee a tutela della sicurezza e della legalità. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Trevisi. Sì, grazie Presidente e buongiorno a tutti. Io ovviamente da poliziotto, quale continua ad essere, non posso non essere concorde su quanto detto in questa mozione e quindi io penso che ovviamente il nostro voto sarà favorevole, però mi piacerebbe fare alcune precisazioni e lo faccio da consigliere regionale che, ripeto, continua a essere poliziotto. Io qui al collo ho una collanina che indica 100.287, sono i chilometri che la Quarto Savona 15 aveva quando è saltata in aria sopra 400 kg di tritolo. Quarto Savona 15 all'interno della quale, come dico spesso, non c'erano
soltanto gli uomini della scorta di Falcone, ma c'erano Antonio, Vito e Rocco, che erano 3 persone con 3 famiglie. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere la moglie e i figli. Parlo sempre del figlio di Tina Montinaro, che quando è morto il padre aveva circa 8 mesi e che se poi ha deciso di tatuarsi una stanghetta per ogni singolo giorno che ha vissuto col padre. Quindi io non posso non essere solidale ogni giorno, ma non soltanto con le parole, ma con i fatti, alle forze dell'ordine e a chiunque veste la divisa di qualunque colore sia. Però mi piace anche dire che bisogna essere solidali con le forze dell'ordine sempre e comunque, non soltanto quando ci sono le scene come quelle che ci ricordiamo del poliziotto attaccato col martello, ma ogni volta che un poliziotto, un carabiniere e chiunque veste uniforme viene attaccato, anche allo stadio, anche in contesti che sono quelli del gioco del calcio, dove dovrebbe essere previsto tutto tranne che servizi di forze di polizia. Insomma, io sono uno di quelli che rimane convinto del fatto che i servizi di ordine pubblico allo stadio andrebbero pagati dalla società calcistica, non certo dallo Stato, perché si tratta semplicemente e solo di un gioco. Quindi mi piacerebbe che ci fosse tutta questa trasversale solidarietà, qualunque siano gli aggressori, che siano estremisti di destra delle curve, che siano estremisti delle sinistre, che sia chiunque non capisce che dietro quelle divise c'è lo Stato. Io ai miei allievi poliziotti dicevo sempre che un poliziotto che sbaglia 2 volte, perché sbaglia Giampaolo Trevisi e sbaglia l'istituzione che quel poliziotto o quella poliziotta rappresenta. E quindi è giusto andare a dire in giro che bisogna fare formazione, partendo soprattutto nelle scuole, per dire che chi tocca un uomo o una donna in divisa tocca lo Stato. E quindi per quel motivo dovrebbe pagare, perché va a colpire lo Stato così come loro rappresentano lo Stato. Un'ulteriore precisazione che mi piacerebbe fare è che giustamente nella mozione viene citata la legge 48 del 2012 che parla di formazione. Ecco, però secondo me quando poi vengono citate delle leggi devono essere citate nella loro interezza e quindi dico pure che la legge 48 prevede anche l'attivazione all'articolo 6 di una stazione unica appaltante a livello regionale per contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nel settore dei contratti pubblici. Però siamo ancora in attesa che la Giunta regionale ne dia realizzazione e parliamo comunque di una legge del 2012. La legge prevede anche agli articoli 11, 12 e 13 azioni di sostegno anche di carattere economico agli enti locali assegnatari di beni confiscati alla criminalità e l'attivazione di fondi di rotazione e garanzie a sostegno delle piccole e medie imprese a contrasto dell'usura, così come da progetti che prevedono il riutilizzo di tali beni. Anche per questi interventi siamo in attesa di un piano strutturato da parte della Giunta regionale e mi permetto di dire quello che ha detto la dottoressa Dolci, procuratrice capo di Venezia, proprio su quei banchi, quando l'abbiamo convocata, l'abbiamo audita in 4ª commissione e mi ha fatto molto piacere che fosse presente anche il Presidente Stefani. Lei ha detto ogni volta che lo Stato riesce a mettere la bandiera nazionale, il nostro tricolore, su bene confiscato è l'emblema più grande della vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata. E quindi anche su questi articoli probabilmente una riflessione a livello trasversale andrebbe fatta davvero proprio per dare una risposta a quello che ha detto la dottoressa Dolci. Per loro, per i mafiosi, andare in galera non è un grande problema, per alcuni di loro diventa motivo di vanto. La dottoressa citava che in alcune intercettazioni telefoniche fra 2 persone uno non dava neanche ascolto all'altro perché gli diceva ma tu che vuoi che non hai fatto neanche un giorno in galera? Mettere invece il tricolore su un bene confiscato e aiutare i comuni che si ritrovano dei beni confiscati e non sanno neanche cosa farne sarebbe un gran bel segnale da parte di tutta la regione. E ancora la legge 48, e vado davvero alla conclusione, prevede all'articolo 10 interventi formativi a favore degli operatori della polizia locale, ma come ricordai a suo tempo con la mia prima mozione della legislatura presentata il 15 gennaio, questo non potrà avvenire con interventi a carattere episodico, ma solamente attraverso il ripristino di una scuola regionale veneta per la sicurezza della polizia locale, di cui ancora purtroppo però non si sta parlando in maniera concreta. Concludo dando la mia solidarietà, perché anche quella è una divisa, anche se in un altro colore, al comandante della polizia locale di Roncalladice che ieri è intervenuto per cercare di sedare un determinato episodio che si stava verificando ed è stato colpito. Quindi grazie del tempo. Grazie consigliere. Consigliere Cunegato. Grazie Presidente. Questa mozione ci chiede apparentemente di votare l'ovvio, cioè ci chiede di condannare la violenza e noi l'abbiamo sempre condannata la violenza, io l'ho sempre condannata
sono una persona mite, non ho mai dato un pugno, non l'ho mai preso, non solo a scuola, prima sentivo progetti contro la violenza, ho sempre promosso una cultura antiviolenza. Poi questa mozione ci chiede di sottoscrivere un'altra cosa che ovviamente è condivisibile, difendere e diffondere la cultura della legalità. Chi non è d'accordo? Io a scuola ho fatto e continuavo a farli fino a pochi mesi fa progetti in favore della legalità, dovrebbe difendere sempre la legalità, no? La legalità anche dei potenti, anche dei ricchi, anche dei colletti bianchi, in un paese con 140 miliardi di corruzione, 120 di evasione e 240 di economia mafiosa. Poi questa mozione chiede un'altra cosa ovvia, di favorire la sicurezza in Veneto, ma chi è contrario alla sicurezza in Veneto? Però noi non voteremo questa mozione, perché questa mozione ha un testo, ma ha un sottotesto che è molto chiaro. Cioè, l'obiettivo di questa mozione è screditare i movimenti di questo Paese, come voi avete sempre fatto nella vostra storia. L'altra volta, non ricordo se Baldà o Borgia, hanno rivendicato ancora la soluzione di continuità con il Movimento Sociale Italiano, ancora la soluzione di continuità con Giorgio Almirante, hanno detto non è vero che sparava alle spalle, no, guardate, c'è il manifesto della morte che è stato fatto da Giorgio Almirante quando era capo di gabinetto della MSI nel 1944, che invitava a sparare alle spalle, poi no, alla schiena ai partigiani. Perché dico questo? Perché in tutta la vostra storia c'è un movimento che ha fatto grande l'Italia, il movimento operaio, il movimento studentesco, il movimento femminista, e voi siete sempre stati contrari. Perché voi siete stati contrari a un movimento che ci ha portato ad avere lo statuto dei lavoratori, i consultori, la legge Basaglia, siete contrari a un movimento che ci ha portato ad avere la legge Anselmi. Io lo ricordo, abbiamo un sistema sanitario nazionale e il Movimento Sociale Italiano votò contro. Ecco, i progenitori di Fratelli d'Italia votarono contro il movimento al sistema sanitario nazionale, i liberali, i progenitori di Forza Italia. E anche oggi il vostro movimento continua a screditare i movimenti progressisti del Paese. Lo ricordo perché quando siamo scesi in piazza in 3 milioni di persone per condannare il genocidio in Palestina, in 3 milioni di persone, l'Italia più bella, Giorgia Meloni ha detto queste persone scendono in piazza perché vogliono allungare il weekend, dimenticando che chi sciopera perde il suo salario, e quella volta lo fece per un motivo nobilissimo, per condannare un genocidio. Invece voi condannate chi condanna il genocidio. Perché dico questo? Perché la mozione va letta bene e c'è un cortocircuito tra le premesse e la parte deliberativa. Nella parte deliberativa voi dite che siete per un rafforzamento della sicurezza in Veneto, e chi è contro la sicurezza in Veneto? Siamo tutti a favore di un rafforzamento della sicurezza in Veneto, ma nelle premesse parlate di 2 casi di violenza avvenuti, uno a Milano e uno a Torino. Qual è lo scopo di questa mozione? Lo scopo di questa mozione è costruire uno stereotipo, cioè di dire no, io sono sceso in piazza 1000 volte nella mia vita, no, quasi mai è successa violenza, sempre l'abbiamo condannata anche in questa volta. Lo scopo è quello di dire semplicemente che i movimenti in Italia, i movimenti che scendono in piazza sono tutti violenti. Quindi noi non voteremo questa mozione, perché se quello che chiede era una vicinanza alle forze dell'ordine, una condanna della violenza, noi saremo sempre da questa parte. Se chiede la cultura della legalità saremo sempre da questa parte, ma il sottotesto è un altro, e noi siamo sempre invece dalla parte di quei movimenti che lottano per diminuire la diseguaglianza, per un sistema sanitario che sia universale per tutti, in un paese dove ormai il 10% non si cura più, che vogliono fare la transizione ecologica, convinti ormai che non abbiamo 2 pianeti e che anche le generazioni future abbiano diritto di esistere, convinti che sia necessario costruire un mondo più giusto. Grazie consigliere Morosini. Grazie Presidente, gentili colleghi, io penso che questa mozione non abbia nulla di scontato e meriti la nostra massima attenzione e ovviamente un voto
un voto che io auspico favorevole. Dico auspico senza temere di incorrere in censure, perché adesso anche le esortazioni più meditate rischiano di essere censurate. E io nella mia storia personale ho sempre abborrito la violenza, ne ho avuto una nausea della violenza, di tutte le forme di violenza, quelle fisiche, quelle psicologiche, quelle più latenti e più insidiose. Tant'è vero che il mio primo abbonamento a 16 anni fu quello della rivista Azione Non Violenta di Aldo Capitini. I più giovani non sapranno chi è, ma è stato un personaggio che ha segnato la storia dell'Italia e la mia cultura personale in tema di legalità e di giustizia. Azione Non Violenta. E quindi anche se, giustamente come è stato rilevato, questa mozione fa riferimento ai fatti accaduti a Milano e a Torino, noi dobbiamo preoccuparci di avere attenzione con orgoglio a quella che è la realtà della legalità e, aggiungo, della legittimità dei principi fondamentali, in parti recepiti dalla Costituzione, in parti recepiti dalle norme dell'ordinamento internazionale. Mai confondere legalità con legittimità. E dobbiamo dirlo, essendo uomini corretti, persone corrette, che talvolta le norme di diritto positivo possono non essere in perfetta consonanza con le norme di carattere generale o con le norme di legittimità. L'articolo 21 della Costituzione autorizza tutti noi ad esprimere liberamente il nostro pensiero, ma qualche volta le norme di diritto positivo, voglio fare un esempio che ci è vicino, anche i provvedimenti amministrativi. Penso al caso che a qualcuno appare coreografico, a me no. Per esempio a Venezia, in occasione della festività di San Marco, c'è un evento spontaneo che da anni si ripete, ma da qualche anno è vietato dal questore perché la piazza non è accessibile, in realtà è gestito da un gruppo cultural politico che rispetta una tradizione, ma non può andare in piazza a manifestare e a esprimere le proprie posizioni, che sono religiose, storiche e politiche. Questo è molto triste. A volte, ripeto, le norme di diritto positivo o i provvedimenti amministrativi dell'autorità di polizia non sono in perfetta consonanza con quella che è la disposizione costituzionale o le norme di legittimità. E poiché noi abbiamo avuto, come diceva bene il collega Trevisi, in audizione poche settimane fa la nuova Presidente del Tribunale di Venezia, ricordo a tutti quello che ha detto concludendo, è stato molto bello quell'incontro, ha detto: colgo in voi un orgoglioso senso di appartenenza e valori condivisi. Consentitemi una battuta, dice la Presidente Dolci. Siamo la Serenissima Repubblica, quindi distinguiamoci dagli altri. Ora, una Presidente del Tribunale che viene da Milano, che ha una storia importantissima di lotta alla mafia, alla corruzione e a tutte le devianze criminali, che viene in Veneto, e io ne sono orgoglioso che una figura di questo tipo abbia preso posizione, ci insegna che nella legalità concorre anche un forte senso identitario di appartenenza e che chi più di noi, chiedo a voi tutti, non può esprimere un senso di appartenenza forte di legalità. Nella storia della Repubblica Serenissima ogni violazione di legge era severamente punita ed era tempestivamente giudicata, e anche per evitare violazioni delle norme o irregolarità o abusi noi avevamo la contumacia delle cariche che durava da 6 mesi a 12 mesi, massimo 18, così anche per via normativa si favoriva che non vi fossero occasioni di peccato istituzionale o di violazione della legge. Insomma, la questione della legalità è una questione importante. La questione della non violenza va legata peraltro anche alla difesa dei principi fondamentali di legittimità. Non dimentichiamo mai che l'articolo 21 della Costituzione consente a chiunque di esprimere la propria opinione anche di dissenso, e quindi gli interventi di polizia devono essere sempre finalizzati a tutelare il principio generale. In ogni caso noi approviamo questa mozione perché ha un valore molto molto importante, soprattutto dal punto di vista delle iniziative che vengono suggerite e proposte alla Giunta regionale. Grazie. Grazie consigliere Bozza.
Grazie Presidente, ringrazio i colleghi che hanno proposto questa mozione, che non credo sia una mozione scontata, non credo che sia una mozione dove le premesse e l'impegno creano cortocircuiti, lo dico al collega perché evidenziava questo aspetto. Credo invece che questa mozione vada a riaffermare due principi molto importanti. Il primo, che nel nostro Paese esiste la libertà di manifestare, e credo che siamo uno dei paesi che da questo punto di vista lascia libertà di manifestazione a chiunque, ovviamente nel rispetto delle regole e nel rispetto anche altrui. E credo che siamo anche un paese dove, e l'altro aspetto importante che questa mozione rileva, le forze dell'ordine devono essere accompagnate e sostenute dalle istituzioni per ciò che rappresentano e per le funzioni che svolgono, senza se e senza ma, quando compiono il loro mestiere e il loro lavoro per il ruolo che hanno e per il riconoscimento che anche noi dobbiamo ogni tanto ricordarci di sostenere, per la delicata funzione che svolgono e per il ruolo, diciamo così, fondamentale di cerniera tra il cittadino, le comunità, l'ordine pubblico, la sicurezza e anche quel rapporto, diciamo, umano che deve essere sempre garantito quando, ricordiamo, dietro delle divise ci sono sempre degli uomini e delle donne con le loro storie e con le loro famiglie. Allora io credo che quando si parla di mantenere l'attenzione sulla sicurezza, quando si parla di ordine pubblico, certo da una parte dobbiamo ricordarci che a questi uomini e a queste donne noi dobbiamo garantire gli strumenti per poter operare, e questo spetta sicuramente alla politica. Sappiamo che nel nostro Paese dobbiamo ogni tanto ricordarci che la certezza della pena deve essere rafforzata e concretamente anche dimostrata, altrimenti rischiamo che il grande lavoro che fanno i nostri uomini e le nostre donne di divisa venga vanificato. E ricordo anche che le istituzioni hanno il compito, anche volendo, di ripristinare la verità negli equilibri delle situazioni che a volte si creano contrapposte sulle piazze o sui luoghi pubblici dove avvengono le manifestazioni. Potremmo citarne infiniti di episodi o di esempi, la mozione ne prende due, ma potremmo citarne infiniti. Allora io non credo che questo sia il momento, di fronte a un impegno così chiaro, limpido, semplice, ma molto diretto, di strumentalizzare oppure differenziarsi, perché non fa bene né alla democrazia di questo Paese, né alla libertà di manifestare, neppure fa bene a chi oggi ha questo ruolo importante, è quello di garantire nella prevenzione e nella repressione anche quella che è la sicurezza nel nostro Paese. Dico la prevenzione perché credo che sia un aspetto culturale importante e i nostri uomini e donne in divisa delle forze dell'ordine fanno prevenzione, lo fanno con grande professionalità e anche con grande umanità, e noi questo rapporto dobbiamo andarlo a riscoprire insieme, perché credo che è un'operazione culturale che vale forse di più di tante altre azioni, però dobbiamo farlo anche a livello istituzionale, perché poi altrimenti questo lavoro anche di sensibilizzazione e di prevenzione da parte dei nostri agenti rischia di essere vanificato se le istituzioni in momenti come questi non rispondono all'appello senza se e senza ma, senza distinguere i punti, senza distinguere le virgole o limitandosi a prendere un episodio o due episodi come pretesti per distinguersi. Credo che questo sia un errore e quindi il cortocircuito avviene quando ci sono distinzioni di questo genere e quando di fronte a una mozione così si prendono delle posizioni che non siano quelle di sostenere convintamente per il valore e la storia che rappresentano oggi le forze dell'ordine nel nostro Paese. Grazie. Prego, consigliere Baldan Matteo. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto volevo ringraziare ancora una volta la proposta della consigliera Barbera, ovviamente in questa mozione che noi abbiamo sottoscritto con convinzione perché crediamo fortemente in tutto ciò che viene riportato
ed è scritto nel documento. Poi volevo ringraziare tutte le forze dell'ordine, tutti gli agenti di polizia giudiziaria, tutti i componenti di coloro che si occupano di sicurezza pubblica, che mettendo a repentaglio la loro incolumità fisica in realtà difendono tutti noi, e di questo li dovremo sempre e saremo sempre grati per quello che fanno per noi. Rimango un po' colpito dalle affermazioni che ho sentito che mi hanno preceduto, e non faccio nomi perché poi altrimenti, come mi è stato detto altre volte, sembra quasi che sia una lotta a due, una lotta a tre, uno contro l'altro. In realtà non è così, però c'è qualcosa che effettivamente non torna, ma non torna per visione o ideologia politica, ma non torna rispetto a quella che è la realtà dei fatti. Quando io sento dire che ci sono dei movimenti, che c'è qualcuno che qui dentro, qualche forza politica che è contro i movimenti, noi non possiamo che essere in totale disaccordo, perché di fatto, solo per citarne alcuni, anche se non è giusto riportare tutti gli esempi che potrebbero essere innumerevoli, ma forse questo aiuta ad avere un quadro più completo di quello di cui stiamo discutendo oggi, non mi pare ad esempio che tutti i movimenti pro-PAL siano scesi recentemente in piazza solo e soltanto per manifestare. E quindi quando un movimento dalla protesta sfocia nella violenza, c'è un cortocircuito che deve essere condannato, e c'è un cortocircuito che non si riesce a gestire con il semplice diritto di manifestare, ma sfocia ovviamente nella violenza, nel controllo dell'ordine pubblico, dell'incolumità a quel punto non solo degli agenti ma anche di tutti i cittadini. Non mi pare ad esempio che chi a Torino pochi mesi fa indietro assaliva una sede, un edificio pubblico per rimuovere la bandiera nazionale e ad esempio sostituirla con un'altra bandiera, sia lì per protestare. Quello è un atto di violenza. Poi c'è l'atto di violenza nei confronti anche, ad esempio, sempre a Torino, tristemente nota per questi fatti molto recentemente, il movimento di protesta dei centri sociali a difesa di un luogo di illegalità che poi sfocia nella violenza nei confronti delle forze dell'ordine. Quello non può essere in nessun modo giustificabile. Però io non ho sentito dire in modo netto e convinto e determinato che si condannano queste cose. Sembra quasi che quel tipo di violenza deve essere accettata perché arriva da una protesta. Ed è questo che noi non accettiamo. C'è una differenza tra protestare, manifestare, però c'è anche una netta differenza con tutti gli atti di violenza. È chiaro che per qualche parte politica che siede qui in questo Consiglio, che oggi fatica in un certo qual senso a condannare, e forse l'unica cosa che condanna è il nostro testo, la nostra mozione, che peraltro mi pare di aver capito che incontra invece l'assenso di parte della minoranza. C'è qualcuno che qui si sta arrampicando sul ipotetico specchio delle proteste per nascondersi dietro a qualcosa che non ce la fa a condannare fermamente. Parlare poi di fatti storici o meno storici in modo inesatto, ancora una volta, mi sembra che sia un tentativo per non sostenere quella che è la realtà dei fatti, per cercare di spostare l'equilibrio e il tema di una mozione altrove, per cercare di parlare di altro, per non dover ammettere quello che invece è e dovrebbe essere ammettibile, dovrebbe essere condannabile. E questo ovviamente dal nostro punto di vista è totalmente inaccettabile, perché qui stiamo parlando della sicurezza delle persone che ci difendono. E io credo che la sicurezza, l'incolumità delle persone che ci difendono non debba mai essere messa in discussione, e quella ovviamente va fermamente condannata, come è stato detto prima, quando la violenza viene da tutte le parti. Non mi pare ad esempio che da parte del nostro partito politico ci siano mai state titubanze nel condannare violenze di piazza, anche quando queste sono state erroneamente collegate al nostro movimento. È successo ad esempio quando è stata assalita anni fa la sede della CGIL a Roma durante una protesta dei no Green Pass, dei no Vax se non erro, e succede anche quando ad esempio tutte le curve italiane, tutti i tifosi organizzati italiani
ovviamente creano momenti di scontro e di violenza non solo oltretutto all'interno o intorno agli stadi, ma anche in altri luoghi pubblici come ad esempio le autostrade o le aree di servizio. Grazie. Prego. Consigliere Sumsky. Grazie Presidente. Diciamo che non c'è dubbio che la vicinanza e il sostegno alle forze di polizia quando sono aggredite in maniera clamorosa sia il minimo sindacale. Però io ritengo e noi riteniamo che forse andrebbe anche esteso ampiamente alla solidarietà contingente, a alcuni fatti, qualsiasi fatto. Dovrebbe esserci una solidarietà che porta a mantenere queste persone nelle condizioni di espletare il proprio lavoro nel modo migliore. Io conosco commissari, polizia, comandanti di stazione da anni e semplici agenti o carabinieri, e il sistema con cui vengono sostenuti è gravemente insufficiente sia sul piano dell'organico sia sulle mansioni che sono fatte di tipo spesso burocratico amministrativo che non dovrebbero essere di loro competenza, anche sulla loro formazione, perché qualsiasi tipo di lavoro, a maggior ragione in un mondo che cambia e si affrontano problematiche diverse, dovrebbero essere sostenute. Quindi la solidarietà è quando sono assaliti, ma si deve manifestare nei posti di competenza sostenendoli con adeguate misure e con una cultura della legalità che certo deve partire innanzitutto dai rappresentanti politici istituzionali che devono dare un esempio coerente, perché è evidente che in una situazione in cui troppo spesso la cronaca rappresenta quali sono delle infiltrazioni mafiose da un lato, quanto sono poi la corruzione di laghi, questo non sia un elemento per le giovani generazioni, e questo mi preoccupa molto perché vengo da alcune esperienze di alcuni giorni sia a casa mia che in altre realtà in cui sono proprio i giovani che affrontano le forze di polizia non in manifestazioni dichiarate, in maniera a dir poco sfrontata, senza nessun rispetto. Quindi dobbiamo ragionare come questa cultura della legalità dobbiamo anche reimpiegarla a partire dal sistema scolastico. Forse chi ha delle responsabilità genitoriali deve chiedersi cosa fanno i propri figli fuori a mezzanotte, minorenni e ubriachi. Perché anche questo fa parte, perché è facile condannarlo quando ci sono delle situazioni, delle manifestazioni, però bisogna condannarlo tutti i giorni e quindi da questo punto di vista massima solidarietà alle forze di polizia. Grazie. Consigliera Mosco. Sì, grazie Presidente. Io penso che di ovvio in questa mozione non ci sia proprio nulla e anzi colgo l'occasione per manifestare tutta l'approvazione nei confronti di questa mozione, perché ci consente invece di ribadire un concetto, un principio molto semplice quanto fondamentale, e cioè che la legalità non è assolutamente un tema di parte e che il tema della sicurezza non può essere schiacciato da battaglie ideologiche. La mozione, come ha descritto la collega, nasce da episodi gravissimi di violenza politica e da aggressioni nei confronti degli uomini, delle donne, delle forze dell'ordine. Ed è giusto ribadire che il diritto di manifestare è un pilastro della nostra democrazia, ma quando il dissenso diventa prevaricazione, diventa devastazione o diventa assalto contro chi rappresenta lo Stato, allora non siamo più davanti ad una protesta, ma siamo davanti all'illegalità. E l'illegalità va condannata sempre, indipendentemente dal colore politico di chi la pratica. Allora approfitto di questa mozione, di questa occasione per allargare brevemente il ragionamento, perché la sicurezza è vera, la precondizione essenziale di libertà di ogni cittadino, è la condizione essenziale per poter lavorare, vivere serenamente, di poter costruire la propria vita. Il ministro Piantedosi l'ha definita la più grande forma di infrastruttura immateriale, fondamentale tanto quanto strade e ospedali. Ecco, io condivido pienamente questa impostazione, perché senza sicurezza anche gli altri diritti diventano molto più fragili.
Questa non è una formula politica, ma la legislazione nazionale definisce la sicurezza urbana come un bene collettivo, come un bene pubblico collegata alla vivibilità, al decoro, alla coesione sociale di tutte le nostre comunità. Non è libero il commerciante che davanti alla propria attività commerciale convive con spaccio e degrado, non è libero una donna che ha paura di attraversare una strada o un'anziana che rinuncia di viversi una piazza o una famiglia che non considera vivibile il proprio quartiere. Per questo, come gruppo Stefani, come Lega, noi rivendichiamo, ribadiamo sempre che repressione e prevenzioni non possono essere contrapposte. La repressione è indispensabile quando il reato è stato commesso e la prevenzione serve ad impedirlo. E ancora, la sicurezza integrata mette insieme forze dell'ordine, regioni, comuni, scuole, commercianti, associazioni e cittadini responsabili. La sociologia urbana ci parla proprio di efficacia collettiva, di comunità che sono attive, di spazi curati, di istituzioni presenti. Tutto questo concorre per rendere più difficile l'attecchire di situazioni di degrado e di illegalità. Certo, da Padova potrei aprire una parentesi molto ampia che eviterò di fare in questa sede. Certo è che ricordo solo qualche settimana fa quanto gli agenti le forze dell'ordine hanno controllato e coinvolto alcuni aderenti al centro sociale, poi sono stati convalidati gli arresti con successive misure di prevenzione adottate dal questore. Mi chiederete perché sto citando proprio questo esempio? Perché questo esempio ci ricorda un principio non negoziabile, cioè che nessuno può impedire alle forze dell'ordine di poter svolgere un controllo, di poter svolgere la propria attività. E quindi chiudo per tornare nel merito e dire che isolare i violenti significa tutelare le migliaia di persone che manifestano pacificamente, e difendere il diritto di manifestare significa impedire che quel diritto venga utilizzato come copertura da chi semplicemente ricerca lo scontro. La Regione sta facendo moltissimo, ringrazio tutta la Giunta, alla promozione della cultura della legalità, alle prossime importanti risorse che verranno destinate alla videosorveglianza. Questa è la linea che la Regione sta tenendo, ringrazio davvero ancora una volta tutta la Giunta, perché è una linea che è quella che dobbiamo seguire, non di slogan ma di strumenti concreti, non di demagogia ma di responsabilità, e non di ideologia ma di soluzioni e di risultati concreti, perché difendere le forze dell'ordine significa difendere lo Stato democratico e promuovere la legalità significa proteggere la libertà di tutti i cittadini. Grazie. Consigliera Sambo. Sì, grazie Presidente. Allora, è evidente, noi abbiamo difficoltà, anzi, ha anticipato il nostro collega, a condannare gli attacchi alle nostre forze dell'ordine, alle forze di polizia, e ringrazio ovviamente il collega Trevisi per il bell'intervento come sempre. Mi pare invece che voi abbiate difficoltà a condannare, invece, per quanto è stato detto prima dal consigliere Baldan, alcuni fatti gravissimi, e soprattutto a condannare le azioni di Forza Nuova, perché derubricare un assalto alla CGIL nazionale come un attacco dei No Green Pass per salvare invece quelli che erano i veri artefici di quell'attacco squadrista e fascista di una forza appunto neofascista, penso che sia molto grave. Quindi forse è una vostra difficoltà a condannare degli atti gravissimi, come appunto in quel caso. Bisogna riportare un pochettino la verità storica, perché io credo che le parole utilizzate, cioè attribuire ai No Green Pass, che certamente era una manifestazione No Green Pass, ma un atto che era di Forza Nuova e di esponenti di Forza Nuova, ed era un attacco squadrista e fascista, sia gravissimo in questa sede. Grazie consigliera. Consigliere Dalla Pozza, prego. Grazie Presidente. Faccio sempre poca fatica a intervenire su mozioni che chiedono di esprimere solidarietà alle forze dell'ordine, in quanto ho un fratello che è appartenente alle forze dell'ordine, ai carabinieri, e quindi so bene che cosa significhi
essere aggrediti o essere dalla parte di chi difende le istituzioni e si trova coinvolto in scontri. Il problema è quando si usa strumentalmente questo tema qui per una finalità politica, per tentare di dividere il mondo in buoni e cattivi, come se ci fosse qualcuno che in realtà favorisce o è favorevole all'aggressione delle forze dell'ordine. Penso che su questo non ci siano dubbi, così come non ci devono essere dubbi sulla promozione della legalità. Io capisco che voi tentiate sempre di intestarvi un tema che è quello della legalità, facendo apparire le altre parti come quelle che non esprimono sufficiente solidarietà. Però ci spiace dovervelo dire, ma la nostra idea di sicurezza, di cultura della legalità prescinde dall'appartenenza politica. È un concetto che riteniamo debba essere promosso in tutte le sedi, è un concetto che va sicuramente diffuso all'interno degli ambienti scolastici. Non ho paura a dire che in questo momento qui c'è un problema legato alla, uso un termine forte, criminalità giovanile, sul quale bisogna che tutti assieme ci interroghiamo. C'è un uso delle armi da taglio, in particolare tra i giovani, che è preoccupante, e lo dico qui non da fratello di appartenente alle forze dell'ordine, ma da padre di una figlia adolescente che racconta di coltelli che compaiono anche in gruppi, tra gruppi di ragazzi. Quindi la preoccupazione è una preoccupazione estremamente elevata. Detto questo, io mi aspetterei, più che delle dichiarazioni di intenti con i quali ci si attacca al petto una sorta di distintivo, sono più legato alla legalità io o lo sei tu, sono più forte io sui temi della sicurezza o lo sei tu, mi aspetterei che ci fosse un ragionamento, e tornerò, l'ho già detto oggi nella precedente discussione, un ragionamento comune sui temi della legalità, e poi mi aspetterei che ci fossero atti conseguenti. Qui sono presenti diversi consiglieri della provincia di Vicenza. Noi abbiamo un problema con la Questura di Vicenza, su cui da tempo chiediamo un passaggio di categoria, dalla categoria B, in cui oggi la Questura di Vicenza, alla categoria A, giustificato dal fatto, ma l'hanno detto anche i rappresentanti dell'associazione di categoria al ministro Piantedosi, determinato dal fatto che è una provincia in cui c'è un aumento dei reati predatori, è una delle province più ricche e industrializzate d'Italia, in cui la presenza della criminalità anche comune crea problemi di gestione delle attività imprenditoriali, crea allarme ovviamente tra la popolazione, spopola addirittura alcuni quartieri, alcune aree dei centri più urbanizzati, e su cui servono interventi, servono più agenti, servono più forze dell'ordine. Non basta semplicemente garantire che a ondate arrivino più agenti quando poi gli stessi non servono numericamente a sostituire coloro che vanno poi in quiescenza. Quindi io mi aspetto che ci sia un impegno anche da parte della Giunta regionale, e qui guardo l'assessore che ha delega su questa materia, perché la Questura di Vicenza possa essere portata in categoria A quanto prima, visto anche che la provincia è sede di uno dei più grandi insediamenti militari statunitensi in suolo europeo. Grazie consigliere. Consigliere Borgia. Ho sentito tante parole, ho sentito anche la parola, purtroppo
come dire, speravo di non sentirla, ma di strumentalizzazione, no? Ha detto il collega, giusto? Ci saremmo tutti dovuti fermare, secondo me, dopo la presentazione della collega Barbera, al discorso di Trevisi, del collega Trevisi, collega di cui ho stima non solo per quello che fa da consigliere regionale, ma da quello che rappresenta, ha rappresentato e per tutto il lavoro che ha svolto nei suoi anni da poliziotto. Ecco, lui era riuscito ad unire tutti con il suo discorso, invece purtroppo abbiamo dovuto assistere ad altri interventi ed è per quello che devo e mi sono sentito in dovere di intervenire. Perché vede, collega Cunegato, sto parlando con lei, non prenda in giro l'aula, non deve prendere in giro l'aula. Lei non parla di banalità a caso, lei non vuole prendere le distanze dal centro sociale a Scatasuna, lo sappiamo tutti, ed è per quello che, come dire, cerca di fare tutta, come dire, un giro per poi dire che non avrebbe votato questa mozione, perché è un esempio non solo quello che ha detto, ma anche e soprattutto quello che ha fatto il suo partito. Voi avete candidato la Salis, Ilaria Salis, che è accusato di un fatto gravissimo, di violenza. Voi parlate di non violenza e avete candidato la Salis. Poi ho sentito, sono contento per lei, che lei non ha mai dovuto, come dire, utilizzare la violenza, per fortuna. Io purtroppo mi sono dovuto difendere, mi sono dovuto difendere dall'antifascismo militante. Ho dovuto purtroppo difendermi e le assicuro che a nessun anche avversario politico augurerei quello che ho passato e tanti militanti hanno passato, a prescindere dal colore politico, perché purtroppo la violenza è sempre violenza. E quello che questa mozione vuole ribadire, e qui sono stati ripresi degli episodi gravi, ma ce ne sono tantissimi, e qui non c'è assolutamente la volontà di utilizzare in modo strumentale, ma è di dire dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, dalla parte della legalità. Invece ci renderemo conto che qualcuno invece non sta dalla parte della legalità con il suo voto. E lo dico perché, come tutti sapete, sono figlio di un poliziotto e vi dico anche che quando ero ragazzino, a 10 anni, ho fatto una domanda che mi ha un po' cambiato la vita, mi ha fatto capire il senso dello Stato. Le stesse parole di cui ha parlato Trevisi le ho ritrovate in quel discorso, in quella domanda che ho fatto a mio padre. A mio padre ho chiesto: papà, ma quando prendete gli stupratori, prendete gli assassini e li portate in caserma, li portate nelle questure, cosa gli fate? Un ragazzo di 10 anni. Mio padre mi ha risposto: io sono un uomo dello Stato. Quella divisa rappresenta lo Stato, io non sono un giustiziere. Ci sono i giudici a giudicare. E allora vedete, è molto facile parlare, no, di legalità, parlare di poliziotti. Nessuno di noi è stato, se non il collega Trevisi, in quelle piazze davanti a manifestanti di tutti i colori politici a prendere insulti, botte, schiaffi, sputi. E allora vedete, io quello che vi posso raccontare è l'ansia di un figlio che non vedeva l'ora di sentire le chiavi di casa del proprio padre rientrare dopo il turno di notte. E vi assicuro che anche questo non lo auguro a nessuno. E io mi sono alimentato di uomini come Emanuele Petri, morto per mano delle BR, di Vittorio Esposito, morto per mano della camorra, e sono esempi e ne potrei fare tantissimi. E la mia vita è sempre stata contraddistinta da una regola molto semplice che porto tatuata addosso e che è nello stemma della Polizia di Stato: sub lege libertas, la libertà sotto la legge. Questo noi come istituzioni dobbiamo continuare a fare, a prescindere
da dove veniamo e dal colore politico che rappresentiamo. E vedete, per concludere, per rispondere a Cunegato, cito, come dire, uno degli intellettuali più affezionati alla sinistra. Quando ieri a Valle Giulia, 1968, avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono i figli dei poveri e ancora una volta siamo noi, è la destra sociale a difendere lavoratori, poliziotti e poveri. Grazie. Consigliere Manildo. Grazie Presidente. Io ritorno al bellissimo intervento del consigliere Trevisi, che ha colto lo spirito della mozione e, come ha detto il consigliere Borgia, ci ha portato tutti a cercare di dare un senso alto alla nostra aula. Evito contrapposizioni, perché sulla sicurezza non hanno proprio senso. Quando chi ha fatto il sindaco sa che sbandierare la sicurezza come tema da campagna elettorale è la cosa più sbagliata che ci sia. Nessuno ha delle ricette, ma tutti devono avere un comune impegno. Tra il comune impegno c'è ovviamente il rispetto della legalità. La legalità è la base, sono d'accordo che è l'infrastruttura più importante. Abbiamo avuto nel nostro passato anche delle leggi sbagliate, e quello lo sappiamo, e la dota disquisizione del consigliere Morosin tra differenza tra legalità, legittimità e giustizia mi riporta a Hoppe, analisi dell'idea di giustizia, che probabilmente abbiamo studiato insieme, abbiamo studiato dallo stesso testo. Penso che io ribadisco il voto del nostro gruppo, un forte sostegno alle forze dell'ordine. Ritengo che ci debbano essere maggiori investimenti, ci debbano essere date maggiori risorse, e quindi, oltre alla pacca sulla spalla e alla solidarietà fondamentale, sia necessario fare tutti degli atti concreti. La percezione di insicurezza, soprattutto in questo periodo, è di tutti, anche per la difficoltà, l'imprevedibilità dei fatti di violenza che stanno funestando la nostra cronaca. Quindi ritengo che sia fondamentale, oltre alla vicinanza, a questa mozione di sostegno totale che mi vede concorde, anche cercare in tutti i modi di dare maggiore finanziamento, maggiore certezza della pena, e tornare a un riconoscimento fortissimo al valore che le forze di polizia, le forze dell'ordine fanno per tutti noi. Ritengo che sia doveroso che ogni forza politica lo riconosca, perché è triste pensare a episodi di giustizia fai da te o di nuove ronde. L'unico modo per evitare queste cose è dare fortissimo sostegno, fortissima solidarietà e considerazione sociale al lavoro che fanno le forze di polizia. Grazie. Consigliere Barbera, come replica. Sì, una breve replica, sarò brevissima, solo perché mi spiace che il consigliere Cunegato o non ha ascoltato il mio intervento, o forse sono io che mi sono spiegata male, do il beneficio del dubbio, però credo fermamente che le parole in generale, ma soprattutto quelle espresse in quest'Aula, dove rappresentiamo i veneti, abbiano un peso. E quindi, siccome ho sentito dire che ci sarebbe un sottointeso nella nostra mozione, vale a dire che i movimenti che scendono in piazza sono tutti violenti, e io queste parole non le trovo verba volant scripta manent, do il beneficio del dubbio, ma credo di aver parlato abbastanza chiaro nel mio intervento quando dicevo che la sicurezza non ha colore politico, l'ho ribadito
più volte, ma queste parole non lo trovo né nel costrutto della mozione né tantomeno nell'impegno che chiediamo alla Giunta, perché alla Giunta chiediamo appunto di mantenere alta l'attenzione. La mozione viene dopo 2 episodi gravissimi, viene depositata pochi giorni dopo i gravissimi fatti di Milano, e ci siamo sentiti appunto di fare qualcosa e di chiedere alla Giunta di continuare le proprie azioni e di rafforzare appunto il mandato politico a sostegno delle forze dell'ordine. Ma come dicevamo nel nostro intervento, la solidarietà serve a poco se non è seguita da azioni concrete che abbiamo il dovere di fare da tutte le istituzioni. Ognuno di noi non deve guardare dall'altra parte, deve cercare di fare il massimo per tutelare chi ci difende ogni giorno e per garantire ai nostri cittadini una vita sicura. E quindi credo che l'impegno non sia scontato, però se una mozione è banale o meno lo penserà chiaramente nella sfera individuale, ciascun consigliere esprimerà il proprio voto, ma credo fosse giusta e doverosa una precisazione, perché appunto le parole hanno un peso e lo hanno importante. Grazie consigliere. Vicepresidente Pavanetto. Allora, grazie naturalmente a chi ha presentato, quindi alla consigliera Barbera, e naturalmente a chi ha sottoscritto per primo, ma anche a tutti coloro che condividono e hanno condiviso questa mozione. Ringrazio anche singolarmente, giusto per chi ci segue, consigliere Trevisi, Cunegato, Morosin, Bozza, Baldan, Szumski, Mosco, Sambo, Dalla Posta, Borgia e Manildo, perché comunque hanno contribuito a portare qualcosa di aggiuntivo su un tema che è così delicato, perché sappiamo benissimo insomma di cosa stiamo parlando, e sicuramente chi ha vestito una divisa sa pregi e difetti insomma del lavoro, più difetti forse che pregi, ecco, diciamo, vista la carenza di risorse. Però io ci tengo a tornare sul merito insomma della mozione, perché la promozione della cultura e della legalità, noi con la legge 48 del 2012, al quale facevo anche riferimento poi in alcune parti e risponderò insomma su quello che manca, è diciamo non solo negli anni sempre stato fatto, ma è anche aumentato in termini di produzione. Penso ad alcune iniziative a termine esemplificativo, l'eredità di Falcone e Borsellino realizzata in una scuola di Motta di Livenza con il contributo regionale, le lezioni di spettacolo Ti racconto le mafie, che si sono svolte nella maggior parte degli istituti scolastici del nostro territorio. Abbiamo utilizzato anche lo strumento di Arteven, eccetera, per andare proprio sulle scuole. Abbiamo, e questo per quanto riguarda la parte diciamo scolastica, quindi per andare diciamo sul tessuto forse più pregnante e che anche oggi risponde meglio, ma penso anche a tutto quello che viene fatto sul sistema integrato di sicurezza, quindi il bando insomma che è passato anche in prima commissione qualche giorno fa, seppur con una piccola aggiunta rispetto al passato. Le risorse sono quelle che sono, vediamo se nel prossimo anno, vedo che annuisce l'assessore al bilancio, riusciamo a trovarne altre. Andare anche nello specifico, come ho già detto in quarta commissione, perché effettivamente i tempi cambiano, la legge ha anche una certa età e quindi oggi magari andare a istituire qualcosa dove la Regione possa anche dare l'indirizzo preciso e non un bando solo che va in base agli abitanti, al numero, ma magari anche andare su quelli che sono attraverso una commissione tecnica costituita da polizia, carabinieri, oltre che dalla polizia locali del Veneto, su quelle che possono essere le dotazioni sulle quali possiamo investire. Quindi anche quello che prima si era accennato, ma penso ai corsi di formazione che sono stati fatti. Certo, sento risuonare all'interno di quest'Aula la scuola di polizia, che ha visto insomma la Regione del Veneto un tempo ad averla, poi insomma ad abbandonare il progetto. Oggi forse al di là del termine scuola di polizia dobbiamo pensare a un centro di formazione che possa effettivamente preparare le persone, possa aiutare i comuni nella selezione trovando il personale. Ci sono varie forme anche in giro per l'Italia che possono essere associate, ma creare qualcosa che possa essere continuo di formazione per quanto riguarda le persone che sono già in servizio e formare chi invece si avvicina a questo mondo magari da giovane laureato o diplomato per entrare. Penso che queste siano tutte le aspettative che ci sono e in questi 4 anni e mezzo, non vi preoccupate, ci saranno le risposte dovute, lasciateci un attimo il tempo. Però ecco, credo che la bontà insomma, di questa mozione sia anche quella di fare da pungolo, quindi dire sì, ok, siamo maggioranza,
abbiamo gli assessori che insomma sono sempre a disposizione tanto con la maggioranza quanto con la minoranza, però vogliamo mettere un punto fermo perché oggi magari il momento storico lo richiede e quindi credo che insomma al di là dopo dei numeri che ho già dato in commissione ma potrò ridare in qualunque altra occasione, ci sia la volontà di manifestare da parte di questo Consiglio regionale non solo l'impegno concreto, la vicinanza. A volte qualcuno parlava prima di pacchi sulla spalla, sono d'accordo, noi non diamo pacchi sulla spalla, però a volte effettivamente è giusto anche nel termine della discussione che un'aula come questa legislativa possa dare un segnale chiaro su questo tema, quindi non una pacca sulla spalla ma una pacca sulla spalla istituzionale, che dovrà naturalmente essere accompagnata dal lavoro e su questo naturalmente vedremo nei prossimi mesi, quindi grazie. Prego. Non ci sono interventi per dichiarazione di voto, passerei al voto. Dichiarazione di voto, Cunegato. Volevo dire a consigliere Borgia che so che l'unanimità non è sempre un valore, no? Anzi per fortuna in democrazia la pensiamo diversamente spesso e sono anche contento di pensarla diversamente da voi. Rispetto a quanto dice Morosin, ricordo che il grande Aldo Capitini era un socialista liberale e che Aldo Capitini inventò la marcia a Perugia-Assisi nel 1961, dove io e Elena andiamo molto spesso. Ecco, Aldo Capitini sarebbe stato oggi in piazza con noi nelle manifestazioni contro Riarmo, nelle manifestazioni per la pace, nelle manifestazioni contro il genocidio in Palestina. Ecco, Borgia cita Pasolini. Pasolini era un antifascista e Pasolini scrive quelle parole perché fa un'analisi sociologica. Okay? E allora, intanto io sono sempre stato contro la violenza, anche quando la fa il centro sociale, sempre. Mettila per iscritto, registrala pure, perché quella violenza lì va più contro di me che contro di te. Ricordatelo. Quindi io sono sempre contro la violenza e non l'ho mai esercitata e sono per la solidarietà alla polizia. Ma visto che Barbera dice che ci vogliono azioni concrete, la solidarietà nella polizia vuol dire che non è possibile vivere in un paese dove dice il governo a novembre 2025 mancano 12.000 carabinieri, dove dice il governo a novembre 2025 mancano 13.000 poliziotti, dove dice il governo a novembre 2025 mancano 16.000 persone della Guardia di Finanza, dove dice il sindacato della polizia che quest'anno nel 2026 ci troveremo con 1.600 poliziotti in meno. Perché questa è solidarietà alla polizia, non lasciare tutti i corpi scoperti. Solidarietà alla polizia, e da questo punto di vista sono vicino a Pasolini perché i poliziotti sono dei proletari, vuol dire che un poliziotto non può guadagnare dai 1.500 ai 1.700 euro quando siete al governo da 4 anni e non può uno che comincia a lavorare guadagnare 1.300 euro. Questo significa solidarietà alla polizia, significa assumere persone e non trovarsi alla fine dei 4 anni con meno polizia di prima, e non basta dire ne ho assunti tot, se ne sono andati in pensione molto di più, significa dargli una paga dignitosa, significa, come ha detto il garante, che non è possibile vivere dove ci sono in carcere personale spesso dimezzato che vive le condizioni alla fine di chi si ritrova poi in carcere, no? Ecco, questo significa essere solidali alla polizia. E invece questa mozione ce l'ha il sottotesto perché, lo ripeto, voi non qua, ma in ogni presa di posizione pubblica, anche quando c'erano scioperi, anche quando era sempre tutto pacifico, voi avete preso posizione contro il movimento di condanna del genocidio, contro il movimento per il disarmo, contro il movimento per la pace, contro il movimento del Friday for Future. E quindi è evidente che qua c'è una strategia, altrimenti togliete quella parte, no, togliete bene quella parte e ve la votiamo se volete votare semplicemente la cultura della legalità, della sicurezza, io ci sto, togliete tutta quella parte. Grazie. Consigliere, scusi, è dichiarazione di voto, quindi cosa vota? No, non è. Grazie. Vi ricordo che siete in dichiarazione di voto. Prego, consigliere Lovato. Grazie Presidente. Gentili colleghi, lo ha già accennato prima nel suo intervento il collega Riccardo Szumski, noi votiamo convintamente questa mozione che nei contenuti
votarla pare quasi una tautologia e per quanto giustamente ha detto la collega Barbera, se noi stiamo sullo scritto non posso che dire assolutamente sì, e lo dico convintamente anche perché un principio fondamentale della scienza politica è quello che dice nello Stato di diritto il monopolio della forza organizzata appartiene alle forze dell'ordine e quindi verso le forze dell'ordine il cittadino sovrano deve avere il massimo rispetto per principio. Educare alla cultura della legalità vale poi per tutti i cittadini, tra cui anche le forze dell'ordine. Per questo ho molto apprezzato il discorso fatto dal collega Trevisi, che da poliziotto ricorda come quando anche loro sbagliano è uno sbaglio duplice, perché va a screditare anche le istituzioni. E allora io, nel esprimere per il gruppo l'intenzione di voto favorevole, non posso però ricordare un altro principio fondamentale del diritto. Una legge ingiusta non è una legge, ma è corruzione della stessa. E allora, siccome il collega Borgia prima ha ricordato la massima, non ho capito se addirittura tatuata, comunque massima di altissimo livello, sub lege libertas, la libertà sotto la legge, ricordiamoci che c'è una legge fondamentale nella Repubblica Italiana, dico al collega Rucco quando dico Repubblica Italiana, non dico Italia, nella Repubblica Italiana la Costituzione. Io non posso dimenticare i portuali di Trieste manifestare per il primo articolo della Costituzione, pacificamente seduti con rosario in mano, contestando un principio che subordinava per ragioni di emergenza i diritti costituzionali a un permesso momentaneo, e io devo esprimere solidarietà verso di loro perché nessuno mai ha ammesso che quella violenza fu assolutamente gratuita e indebita. Detto questo, ribadisco tutto quanto, votiamo convintamente a favore del testo della mozione. Grazie. Grazie, consigliere Borgia. Vorrei capire rispetto a impegna la Giunta regionale a promuovere nell'ambito delle competenze regionali ulteriori iniziative volte a rafforzare la cultura della legalità, del rispetto delle istituzioni e del rifiuto di ogni forma di violenza politica, a mantenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza e dell'ordine pubblico nel territorio regionale, collaborando con le autorità competenti per contrastare fenomeni di estremismo e violenza, ad ampliare e rendere sempre più capillari i programmi formativi rivolti alle giovani generazioni, a rafforzare il sostegno alla formazione, all'aggiornamento della polizia locale, a consolidare la collaborazione istituzionale con tutte le forze dell'ordine, mediante l'estensione dei protocolli d'intesa esistenti, la promozione di tavoli permanenti di coordinamento e lo sviluppo di progettualità condivise finalizzate al rafforzamento del sistema integrato di sicurezza, affinché il Veneto continui a essere un territorio fondato sul rispetto delle regole, sulla sicurezza e sulla piena affermazione dei valori democratici. Come si fa a dire che qui c'è una strumentalizzazione politica? Non solo perché conosco e tutti conosciamo la collega Barbera, che ringrazio per aver fatto questa mozione, ma soprattutto perché non c'è nei contenuti, perché io non ho sentito, e lo ribadisco, una sola dichiarazione rispetto alle aggressioni che sono state fatte e che sono state riportate qui da determinati centri sociali, solo ed esclusivamente perché non si vogliono prendere le distanze rispetto a questo, e lo sappiamo, lo abbiamo capito tutti. Dopo, a me spiace, io so che è dovuto andare a ricorrere all'intelligenza artificiale per capire i numeri degli stipendi dei lavoratori, no? Ma se me lo chiedeva glielo dicevo io, glielo diceva Trevisi quanto prendono i poliziotti, che sono i veri purtroppo proletari ancora rimasti. Ma le ricordo che i poliziotti in questa legislatura, mi tocca ricordarlo, questo governo è il governo che più ha aumentato le risorse
per le forze dell'ordine. Dati, e poi le devo citare i dati Istat. Il record negativo di assunzioni tra le forze di polizia si è registrato nel 2020, quando a Palazzo Chigi c'era Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle che governava con il centro-sinistra. Il governo Meloni è quello invece che ha fatto registrare il maggior numero di assunzioni, 35.206 nel triennio, quindi ogni anno il triplo rispetto al 2020. Per questo e per molto altro ancora noi voteremo, oltre a essere i proponenti, voteremo sì convintamente, perché noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine, non oggi, non quando succedono questi casi, ma lo siamo sempre con fatti concreti, come dimostrato dal nostro governo, e lo siamo soprattutto perché crediamo in una cultura del rispetto e della legalità. Grazie. Altri interventi? E che ordine di lavori c'è adesso? Prego. Allora, formalizzo la richiesta. Allora, c'è questa parte che è evidente, no? I fatti di Torino e Milano non costituiscono un episodio isolato, ma si inseriscono in un'ampia sequenza di violenza, devastazione e aggressione alle forze dell'ordine verificate in diverse città italiane, come dimostrano anche i recenti episodi nei quali i gruppi organizzati dotati di strumenti hanno attaccato il presidio delle forze dell'ordine. Con l'ANCI, qua, come dire, si prende un fatto e si costruisce di fatto una specie di teoria di complotto che cerca di delegittimare tutti i movimenti. Se siete d'accordo di togliere questa parte qua, se siete d'accordo di se sei d'accordo di togliere questa parte qua, ci mettiamo d'accordo. Questa è una proposta di accordo per la firma. C'è un firmatario. Siamo alla dichiarazione di voto. Bene. Vabbè, siamo alla dichiarazione di voto. Vabbè, dai, scusate, cerchiamo di capire se c'è una disponibilità ad accogliere un passaggio oppure no. C'è una prima firmataria, poi sentiamo intanto il consigliere Travisi e Barbera intanto valuterà questa proposta. Prego, consigliere. No, la mia era una dichiarazione di voto, ma l'abbiamo già detto prima, l'ha riconfermato il nostro capogruppo, noi siamo assolutamente per un voto a favore. E devo dire che ovviamente la premessa, se eventualmente fosse tolta, sarebbe ancora più a favore, perché mi rendo conto che per la parte che ha appena esposto lui pensa che possa essere in qualche modo questa una mozione strumentalizzante. Mi piacerebbe tornare un attimo sull'ascorso, quello generale, anche se ho pochissimo tempo. Io sono la prova concreta di quanto siano stato fatto per i corsi, perché fino a dicembre scorso ero il direttore di una scuola di polizia. Devo dire che però, rispetto a quanto era stato promesso durante una campagna elettorale a livello nazionale, che ha consentito poi al centrodestra di vincere, non è stato mantenuto, perché era impossibile mantenere quello che avevano detto, e cioè un aumento degli organici, perché si sapeva benissimo, facendo due conti anche senza intelligenza artificiale, che nonostante i corsi, così come poi è stato fatto, fossero stati fatti l'uno dopo l'altro, non si riuscivano a andare a sostituire le persone che andavano in pensione. Quindi io credo che poi questo porta a un distacco poi da una politica a destra o a sinistra, cioè il fatto di lanciare sempre 1000 promesse che poi si sa che non possono essere mantenute. L'altro giorno io stesso ho riportato il volantino di un'organizzazione sindacale che si lamentava di alcune carenze a livello proprio strutturale, di macchine, di gilet tattici, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che da ex appartenente, anzi appartenente alle forze dell'ordine, ecco, forse ci aspettavamo qualcosa in più e i colleghi si aspettavano qualcosa in più. Però non voglio riscendere davvero in una polemica, mi piaceva soltanto fare questa precisazione, perché magari ci fosse davvero nessuna alla bacchetta magica, però davvero ci aspettiamo molto di più su questo, perché questi sono i famosi aiuti concreti. Però ribadisco il nostro voto favorevole. Grazie, non vedo altri iscritti. La proposta mi sembra caduta. Barbera, prego. Grazie Presidente. Io anche nel virgolettato citato dal collega Cunegato non trovo nessun sottinteso e quindi non vedo la motivazione di modificare la mozione. Grazie. Premo la votazione. Prego.
Bene, chiusa la votazione, approvata. Punto 8. Risoluzione numero 13 presentata dalle consigliere Ostanel, Cendron, Luisetto, Sambo, Bigon e dal consigliere Cunegato, tutela del principio del consenso libero attuale nella disciplina del reato di violenza sessuale, coerenza dell'ordinamento nazionale con la Convenzione di Istanbul e con le migliori prassi europee, rafforzamento delle politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime. Prego il presentatore. Consigliere Ostanel. Grazie Presidente. Ci sono temi che non dovrebbero avere colore politico. Questa frase virgolettata la sentiamo dire tantissime volte. La sentiamo dire tantissime volte, ma tendenzialmente poi rimane un'enunciazione. Soprattutto io credo che questa non dovrebbe essere un'enunciazione, ma dovrebbe essere un fatto, quando parliamo di un reato, che è quello di violenza sessuale. Non solo le donne di questo Consiglio, ma anche gli uomini sanno benissimo non solo di cosa stiamo parlando, ma di quanto sia un tema anche in questo Stato che ha delle statistiche incredibili. Sono tantissime le donne che ogni anno subiscono un reato di violenza sessuale. Tante volte sentiamo questa frase, ci sono temi che non dovrebbero avere colore politico, ma poi si fa fatica invece ad attuare quella pratica. E a me piacerebbe che oggi, in questo momento fosse utile invece a dare un esempio. Prima vedevo i ragazzi delle scuole qui sopra e mi sono detta, ma cosa potremmo dire se fossero ancora qui, no, presenti? A me piacerebbe raccontare loro che la Camera dei Deputati a novembre 2025 aveva approvato un testo all'unanimità, credo con grande sforzo, dove il consenso libero, specifico e attuale sono 3 termini, e vorrei tenerli giuridicamente, basati, perché sono 3 termini giuridici. Io non sono un avvocato, ma provo a entrare qui, perché penso che sia importante discutere nel merito. Significa libero, un consenso che deve essere volontario, senza nessuna minaccia, senza nessuna pressione, specifico, cioè per quell'atto che succede, e attuale, nel senso che si può tornare indietro. Ci sono donne che denunciano, hanno denunciato il fatto che nel momento in cui un atto sessuale inizia, a un certo punto si dice no, ma quel no non viene rispettato. Libero, specifico, attuale sono 3 parole che la giurisprudenza, e non solo ovviamente io adesso che la cito, ma la Corte di Cassazione ha esplicitato il perché sia importante averli, no? Come 3 termini. Perché ci sono dei momenti in cui, ed è stato ovviamente documentato e rilevato in tantissime purtroppo esperienze che sono accadute, lo stato di soggezione, lo shock, la paura, la paralisi emotiva nella vittima può anche integrare momenti in cui si esclude la possibilità di dire effettivamente in quel momento no. Esistono delle reazioni che vengono poi misinterpretate e interpretate in maniera sbagliata. E a partire da questi concetti e a partire da un testo che era unanime, che poi, come spesso accade, appunto quel virgolettato si fa fatica a praticare, no? Questo ci sono temi che non dovrebbero avere colore politico, tanto che nonostante ci sia stata una riunione pochi mesi fa, ancora il testo è bloccato, non è passato al Senato, ma sappiamo bene invece che lì vi è una proposta di fare una modifica, di tornare indietro. E invece in questa mozione, che abbiamo anche discusso con tante colleghe e colleghi del Consiglio nei momenti di pausa, in queste settimane in cui la mozione era all'ordine del giorno ma lo potevamo discutere, devo dire che è stato anche un momento interessante, di dialogo, di confronto con le donne del Consiglio, abbiamo pensato che questa mozione non solo fosse il momento di discuterla oggi, perché è importante che sia appunto oggi, visto che i consigli regionali hanno il compito e chiedono anche di spingere, di istruire il lavoro dei parlamentari che siedono anche delle nostre forze politiche in quel contesto, ma che nella riformulazione che avverrà si tenga in considerazione, e quindi annuncio, perché dopo un po' di lavoro che abbiamo fatto in particolare con le colleghe consigliere di questo Consiglio,
siamo arrivate a una possibile modifica, no, del testo, che io credo però, e l'ho accettata per questo, è arrivata ovviamente da, se posso fare i nomi, da le colleghe di fronte a me, Calligaro, Bedin e tante altre che hanno voluto, penso alla collega Lanzarin, Cendron, Luisetto, abbiamo più volte discusso e dibattuto, Morena Martini, insomma, le cito perché indipendentemente dalla forza politica che rappresentiamo sono stati dei momenti in cui noi ci siamo parlate e penso che questo abbia comunque un valore. E abbiamo pensato e ho accettato una proposta di modifica che mi è stata fatta in particolare da Calligaro e Bedin perché lì dentro ci sono quei 3 termini, libero, specifico e attuale. Manteniamo la possibilità che, e quindi leggo la richiesta di modifica, a licenziare un testo condiviso dell'articolo 609 bis del Codice Penale che tenga conto del principio del consenso libero, specifico e attuale, i 3 termini, ed attuale nella definizione del reato di violenza sessuale. Penso sia un punto di caduta importante che un Consiglio come questo ha il compito di tenere. E l'altro, e non mi dilungo ulteriormente perché ho finito il tempo, è l'altro punto di rafforzare a partire dalle competenze della nostra Regione le politiche di prevenzione e contrasto della violenza sessuale. Grazie. Grazie. Consigliere Luisetto. Bene, consigliera Cendron. No, ecco, sono ritornata. Bene, consigliera Luisetto, vai. Grazie Presidente, grazie anche alla consigliera Ostanel con la quale si è condiviso questo atto, questa risoluzione. Quando affrontiamo il tema della violenza sessuale abbiamo il dovere di farlo con grande rispetto. Parliamo di donne che hanno vissuto esperienze capaci di segnare profondamente la loro vita. Per questo credo che dobbiamo fare tutto il possibile per far sì che venga mantenuto il riferimento all'interno della modifica dell'articolo 609 bis, quindi di questa riforma, frutto, come ha detto bene la collega Ostanel, di una proposta di legge bipartisan, il riferimento al consenso libero, specifico e attuale, come elemento cardine nel codice penale di identificazione del reato di violenza sessuale. Perché le parole che scegliamo per scrivere una legge non sono mai neutrali, definiscono i valori che uno Stato decide di tutelare e il messaggio che vuole trasmettere alla società. Per troppo tempo e ancora oggi purtroppo il dibattito pubblico finisce per interrogarsi sul comportamento della vittima, perché non si è opposta, perché non è scappata, perché ha denunciato dopo tanto tempo. Ma sappiamo che la violenza genera paura, paralisi, senso di colpa, sappiamo che non esiste una reazione uguale per tutte e che l'assenza di una resistenza non può mai essere confusa con un consenso. È proprio questo, io credo, il punto. Il consenso non è silenzio, non è mancata reazione, non può essere dato per scontato, deve essere, come è stato ben detto prima, libero, espresso senza costrizioni, senza ricatti, senza paura, specifico perché riguarda quella scelta, quel momento e non può essere presunto da una relazione affettiva, da un comportamento precedente o da aspettative costruite da altri. E deve essere attuale perché ogni persona mantiene sempre il diritto di cambiare idea, anche durante una relazione, anche se prima aveva espresso disponibilità. Non è un dettaglio lessicale, è un'affermazione chiara del principio di autodeterminazione della persona, che è il bene giuridico che questa riforma dovrebbe essere chiamata a proteggere. Le leggi non servono soltanto a punire, servono anche a orientare la cultura di un paese. Dire con chiarezza che una relazione sessuale richiede un consenso di questo tipo, libero, specifico e attuale, significa affermare un modello di relazioni fondato sul rispetto reciproco e sulla libertà. Significa dire alle ragazze e ai ragazzi che il rispetto dell'altra persona viene prima di qualsiasi presunzione, di qualsiasi abitudine, di qualsiasi stereotipo. Naturalmente sappiamo che questa modifica da sola non basta. La violenza contro le donne si combatte investendo nell'educazione, rispetto, nella prevenzione, nel sostegno ai centri antiviolenza, nella formazione delle forze dell'ordine, della magistratura e degli operatori sanitari e sociali. Si combatte costruendo una rete che accompagni le vittime e non le lasci sole. Ed è anche per questo che questa mozione si fa carico di impegni più ampi. Ma proprio perché la violenza è un fenomeno culturale, prima ancora che criminale, anche il linguaggio della legge conta.
Conta perché rende esplicito ciò che oggi non può più essere lasciato all'implicito, perché rafforza una cultura della responsabilità e del rispetto, perché mette al centro ciò che davvero deve essere al centro, la libertà della persona. Ed è per queste ragioni che ritengo necessario che anche dalla Regione arrivi una chiara e larga presa di posizione a sostegno di questa risoluzione, per chiedere con una voce sola, in coerenza con la Convenzione di Istanbul ratificata dal nostro Paese e con quanto numerosi Paesi europei hanno già introdotto nel proprio codice penale, che questa libertà sia sancita per legge. Grazie consigliera. Consigliera Cendron. Grazie Presidente, grazie colleghi consiglieri. Intervengo come esponente delle Civiche Venete per sostenere con assoluta fermezza la risoluzione numero 13. Una risoluzione che ci parla di civiltà giuridica e che tocca quello che è il cuore pulsante della libertà personale, la tutela del principio del consenso libero e attuale. Per comprendere quella che è l'urgenza di questa battaglia non servono molte astrazioni teoriche, basta guardare alla storia recente che ha sconvolto l'Europa. Penso proprio al caso drammatico di Gisèle Pelicot in Francia. Per quasi 10 anni, pensate, dal 2011 al 2020, una donna è stata sottomessa chimicamente, narcotizzata dal marito e data in pasto agli abusi di decine di estranei. Il maxi processo per questi fatti si sono conclusi il 19 dicembre del 2024 con la condanna di tutti i 51 imputati, sollevando davvero quello che è un velo di orrore, ma anche una potente richiesta di giustizia. E a questo proposito vorrei consigliare a ciascuno di noi la lettura del libro testimonianza scritto da questa donna, che si intitola Et la joie de vivre, che è stato tradotto poi in italiano con Un inno alla vita. Le sue pagine veramente mi sento di dirvi che sono un memoir straordinario di un esempio di vita e di dignità. Mostrano come sia possibile dare una direzione e un senso persino a un dolore così assurdo, a una violenza inaudita, pianificata e subita per mano di chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla, suo marito. E da quel baratro Gisèle Pelicot ha scelto di non nascondersi, trasformando la sua tragedia personale in una battaglia collettiva per tutte le donne. Il sottotitolo di questo libro è La vergogna deve cambiare lato e ci fa riflettere. Volevo portarvi proprio questo esempio perché questo ci fa riflettere su come è necessario su un cambiamento di prospettiva su vittime e carnefici. Perché la vittima? Perché non bisogna sentirsi vittima 2 volte, in una gogna giudiziaria o mediatica. Ecco, vi ho portato ad esempio proprio questo fatto gravissimo di cronaca, perché non perché mi piaccia dare consigli di lettura, ma perché voglio che riflettiamo insieme. Di fronte a un corpo privato della coscienza, colleghi, quale prova di resistenza avremmo dovuto pretendere? Quale no avrebbe mai potuto opporre la sua stessa volontà che le era stata sottratta di fatto? Questo caso estrema dimostra l'aberrazione di quelle norme che, anziché punire l'autore del reato, pretendono di processare il comportamento della vittima. Se la legge si fonda sul concetto di dissenso o di volontà contraria, come si rischia di fare nell'attuale dibattito parlamentare italiano, modificando pericolosamente, come è stato già detto, il testo originariamente condiviso all'unanimità, si continua a chiedere a chi subisce l'abuso una prova di resistenza attiva. È un'ulteriore intollerabile violenza. La domanda da farsi nei tribunali non deve essere perché non hai urlato o come hai reagito. La domanda corretta, l'unica civile, è: c'era un consenso libero, specifico e attuale? Questa è la domanda che pone finalmente al centro la responsabilità
dell'autore del reato e non il comportamento di chi la violenza la subisce. È la direzione tracciata dalla Convenzione di Istanbul, che l'Italia ormai ha ratificato 12 anni fa, nel 2013. Una direzione che molti partner europei hanno già intrapreso con successo: la Svezia, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, il Belgio, il Lussemburgo, il Regno Unito. Persino la stessa Francia, dopo questo fatto gravissimo, scossa dal dramma di Madame Pellicot, ha reagito. Il 29 ottobre 2025 il Senato francese ha approvato all'unanimità una legge storica che mette al centro il consenso esplicito, stabilendo che il silenzio non significa mai sì. Con questa risoluzione esortiamo il Governo e il Parlamento affinché l'Italia non rimanga indietro e mantenga il consenso come elemento centrale della riforma dell'articolo 609 bis del Codice Penale. Stiamo dicendo che il corpo di una donna non è un territorio a disposizione fino a prova contraria, finché non viene opposto un no fisico, è uno spazio sacro che richiede un sì esplicito, consapevole e costante. Non introduciamo arbitrio, introduciamo chiarezza per fare vera giustizia. Concluda, per favore. Sappiamo che la norma penale interviene quando il danno è già compiuto. Il vero cambiamento, però, ribadisco che deve essere culturale. Per questo la risoluzione impegna a rafforzare le politiche di prevenzione sul nostro territorio veneto, aumentando le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio, che sono il primo presidio di libertà, e investendo seriamente nella formazione delle forze dell'ordine, degli operatori sanitari e in percorsi educativi strutturati nelle scuole. Dobbiamo attivare con forza quella rete indispensabile radicata nelle nostre comunità. Scusi, consigliera, i tempi non sono un'opinione. Certo. Quindi davvero l'invito è che le nostre Caritas, le parrocchie, i nostri centri aggregativi sono una rete straordinaria per la prevenzione e quindi davvero dobbiamo rafforzare questa rete in maniera concreta. Come Consiglio abbiamo il dovere morale e politico di farlo. Grazie. Consigliere Travisi, cercate di restare all'interno dei tempi che vi sono assegnati. Grazie. Grazie Presidente, era solo per dare un'idea. Io ho preso soltanto 5 secondi e giustamente lei cortesemente mi ha detto parli consigliere, gli altri si saranno pure detti ma perché non parla Trevisi? Ha chiesto la parola. Questo è quello che succede nell'aula nostra. E questo è quello che succede a una donna che subisce violenza, non riesce a parlare e giustamente poi la gente dice ma perché non parla, perché non ha detto no? Ma perché succede questo, che quando un essere umano cade preda di una violenza sessuale, i circuiti nervosi che presiedono al nostro senso di paura prendono il sopravvento, la corteccia prefrontale che è responsabile del nostro pensiero cosciente, delle nostre decisioni razionali viene come spenta e non riusciamo a eseguire solo comportamenti istintivi e abituali. Nella maggior parte dei casi, quando inizia a subire un abuso sessuale, la vittima si immobilizza, un comportamento che viene definito freezing, cioè congelamento, e che è una risposta al pericolo scatenato dal nostro cervello ogni volta che noi, come ogni animale, siamo attaccati da un predatore. Questo è quello che succede a una donna che subisce il tentativo di violenza o una violenza. Una donna a cui non viene rubato un gioiello Cartier, un Rolex o qualunque altra cosa che ha un determinato valore. Una donna a cui viene rubato l'amore, le illusioni, le speranze, qualunque cosa che aveva dentro. Una donna che a quel punto sente anche il senso di colpa di non essere stata capace di dire no, fermati. Si sente anche questo, il senso di colpa. E allora io vi devo ringraziare oggi perché se grazie alle consigliere intervenute fino adesso, grazie a questa sintesi che si è creata veramente in maniera trasversale, io saprò che cosa regalare a mia figlia Dalia il 14 luglio che farà 14 anni, perché io le dirò che almeno in questo che viene definito il Parlamento dei Veneti, almeno in questo che è il Consiglio regionale, siamo stati tutti d'accordo sul fatto di dire che ci vuole un consenso libero, specifico e attuale, perché lì dove non c'è consenso è stupro. E già questo sarà un meraviglioso regalo che io porterò a mia figlia Dalia e sarò orgoglioso di essere uscito da quest'aula se oggi davvero tutti quanti, uomini compresi, ed è per questo che volevo fare l'intervento, perché nessuno meglio delle consigliere donne può dire che cosa significa subire il tentativo di violenza, però era giusto che ci fosse la voce di un uomo, vedo che ci sono altri uomini che devono parlare ed è giusto, perché sennò sembra sempre un problema che è delle donne.
Ma noi uomini abbiamo mamme, abbiamo sorelle, abbiamo figli, abbiamo cugine e potrei continuare nell'elenco. E allora è giusto che tutti quanti, davvero tutti uniti, senza avere questi banchi davanti, lottiamo perché questa cosa possa essere approvata, se non all'unanimità, quasi all'unanimità. Grazie. Grazie consigliere. Consigliera Calligaro. Grazie Presidente, proprio perché credo che questo sia un tema che non deve avere colorazioni politiche, c'è stato effettivamente un dialogo anche serrato quando si avvicinava a questo punto all'ordine del giorno, perché nei tribunali c'è una determinata macchina, i termini hanno una determinata valenza, una valenza anche probatoria, e quindi secondo me è fondamentale arrivare a chiedere di licenziare un testo condiviso, proprio perché non deve avere nessuna colorazione politica, però deve tener conto del principio del consenso, perché non vorrei, e questo è quello che è emerso anche nell'iter parlamentare, ingabbiare quello che è un principio sacrosanto che è uscito anche dalla Convenzione di Istanbul rispetto a categorie che non farebbero altro magari che incentivare quella che è la sudditanza psicologica di chi è vittima di un reato di questo tipo. Perché questo è un reato molto particolare, un reato che nel 96 ha cambiato collocazione giuridica, adesso è un reato che lede la libertà personale, prima era un reato che ledeva la morale pubblica, quindi già lo spostamento in uno dei libri del codice penale ha avuto un determinato significato, un significato che è nato da quella che la giurisprudenza porta avanti il sentire della società. Una evoluzione giurisprudenziale dove anche quella che è la violenza in ambito domestico, in un rapporto coniugale, è stata condannata come stupro. Quindi effettivamente c'è stato un diritto vivente che è andato avanti rispetto a quella che era semplicemente la formulazione giuridica. È uno degli unici reati in cui la querela è irrevocabile. Il termine per proporre querela è di 12 mesi e non di 3 mesi. Questo è proprio perché, come ha detto il collega Trevisi, c'è una sudditanza psicologica, c'è una vittimizzazione secondaria e quindi forse in quest'Aula, proprio con una presa di posizione bipartisan, dobbiamo portare avanti. Perché è importante sì la formulazione della norma giuridica, quindi intervenire sul piano sanzionatorio, quindi del diritto penale, ma è importantissimo fare educazione nei toni, nei modi, nel cercare di portare avanti una cultura che propugni contrasti la violenza di genere, la violenza in generale anche, perché ricordo che la violenza sessuale tutela tutte le persone che sono in condizione di inferiorità, di subalternità, quindi non necessariamente la donna, ma anche tutti i soggetti che sono in una condizione di sudditanza rispetto al soggetto attivo. Quindi il richiamo è veramente ad avere un atteggiamento condiviso rispetto a questi temi, perché davvero non dobbiamo metterci la casacca e non dobbiamo portarla avanti come una bandiera, perché deve essere la bandiera di tutti, a prescindere dalla colorazione politica. Grazie. Consigliere Maltauro. Grazie Presidente. Intervengo anch'io per portare il contributo di Forza Italia a questo dibattito che riteniamo certamente importante. Noi siamo, Presidente, un organo legislativo che ha il compito di produrre le leggi al pari del Parlamento come attività e quindi è opportuno ed è importante discutere di politica legislativa ed è a maggior ragione importante farlo su fenomeni che hanno questo connotato ormai sempre più largo. 1/3 delle donne italiane nella propria vita ha subito forme di violenza ed è un fenomeno che ormai è largamente riconosciuto, anche se non sufficientemente, e in modo reciproco, ampio. Ed è per questo, Presidente, che ritengo però importante avere anche tra di noi una reciproca consapevolezza, ovvero il fatto che portare un punto di vista diverso al dibattito sotto il profilo della politica legislativa non significa porsi contro la questione, essere contro le donne. Ed è sulla scia di questa motivazione che ritengo un po' ingenerose le dichiarazioni che in queste settimane hanno avvolto il dibattito pubblico.
Giorgia Meloni e il governo non si sono schierate contro le donne, hanno ragionato in sede parlamentare, che è l'organo deputato a discutere della politica legislativa, su quale fosse la modalità migliore per raggiungere l'obiettivo. Cioè, dato per assodato che la piaga va affrontata con la maggiore energia e la maggiore efficacia del caso, qual è la strada migliore? E discutere di politica legislativa non è un reato, significa accendere con la corretta considerazione un'attenzione adeguata al tema. È proprio in virtù che questo tema viene considerato fondamentale dal centrodestra che si pone anche una discussione su quali sono le modalità attuative. Non è che la vivacità del dibattito contraddistingue una scarsa consapevolezza, ma un'alta considerazione da questo punto di vista. E su questo credo che, come il Parlamento fa bene a discutere, anche noi facciamo bene a discutere, consapevoli che ci sono delle ragioni che stanno da una parte sul modello del dissenso e delle ragioni che stanno dall'altra sul modello del consenso. Ognuno in dottrina porta il suo dibattito. Qualcuno dice, ma i tribunali hanno già espresso in più sentenze il loro orientamento. Certo, è un dato evidente, ma se in questo Paese ha ancora un valore anche il dibattito dottrinale, non possiamo lasciare solo alla giurisprudenza e al susseguirsi delle sentenze da un punto di vista dell'orientamento incidere su qual è l'approccio e il modello di sfondo ad affrontare questi temi. La giurisprudenza fa il suo mestiere, il Parlamento fa il suo mestiere, che è la politica legislativa. E su questo avere opinioni diverse, punti visuali distinti, aiuta ad arrivare in fondo con un prodotto che sia il più levigato ed efficace possibile per affrontare la questione. A esprimersi per un modello del dissenso sono stati anche autorevoli esponenti del diritto penale e su questo con molteplici ragioni. C'è chi dice che provare un no sia molto più semplice talvolta di provare l'assenza di un sì. È un tema di politica legislativa, non è un tema di dire siamo d'accordo o non siamo d'accordo che offrire tutti gli strumenti di tutela sia opportuno. Io rimango convinto però delle ragioni che hanno portato l'iniziativa legislativa ad attuare un modello di consenso libero e attuale, perché credo da un lato che questo significa anche evitare una vittimizzazione secondaria della vittima. Nel momento in cui si va ad approvare delle prove sul no, c'è anche una considerazione del contesto e lì i pregiudizi sulla donna sono sempre ampi e numerosi. Dall'altra parte credo che le esperienze degli altri paesi possono portarci anche un portato esperienziale significativo. Noi dobbiamo capire i paesi che hanno messo a punto delle politiche legislative che hanno funzionato. Allora il nostro è certamente un contributo di positività, di ottimismo sul percorso legislativo e di assoluta attenzione rispetto anche a questo cambio di paradigma, consapevoli che la vivacità del dibattito non è un reato di per sé, ma aiuta a condurre la questione arrivando in fondo con un obiettivo che riesca a portare a casa il risultato finale, che è quello che tutti vogliamo, cioè arrivare ad una politica legislativa in grado di mettere nelle condizioni tutte quelle donne che ogni giorno si trovano di fronte a violenza di qualsiasi natura, di avere gli strumenti per rispondere, per avere il coraggio di perseguirla, per riuscire a continuare a vivere in uno Stato dignitoso. E da questo punto di vista il nostro contributo come Forza Italia lo portiamo convinti e porteremo certamente l'appoggio e il sostegno a questo accordo unitario che l'Aula ha fatto bene a trovare e a individuare. Grazie consigliere. Consigliera Bigon. Grazie Presidente. I dati Istat ci consegnano una realtà drammatica. Più di un terzo delle donne, come sappiamo e come è stato detto più volte, in Italia ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita. Ma c'è un dato tra i tanti che deve farci riflettere profondamente come legislatori, come rappresentanti delle istituzioni. La stragrande maggioranza di queste violenze avviene nel silenzio, spesso senza segni evidenti di violenza fisica, e solo una minima parte viene denunciata. Perché? Perché le vittime hanno paura. Paura di non essere credute, paura di quel silenzio dettato dallo shock del terrore che venga usato contro di loro in un'aula del tribunale. Il dibattito che si sta formando anche su un'eventuale riforma del codice penale rischia di un percorso di un passo indietro. Sostituire il concetto di consenso libero attuale con quello di volontà contraria o dissenso significa ribaltare l'onere della prova. Significa che in un processo non si cercherà più di capire se l'autore avesse l'assenso della persona, ma si pretenderà dalla vittima una prova contraria. Perché non hai detto di no? Ma noi lo sappiamo perfettamente, non lo diciamo solo noi.
come donne, lo dice la clinica, lo dicono i centri antiviolenza, lo dice la stessa giurisprudenza. Davanti al terrore o all'abuso in un contesto di dipendenza affettiva o economica, la reazione è spesso la paralisi. L'assenza di un no non può e non deve mai essere interpretata come un sì. L'allineamento europeo e il ruolo del Veneto è fondamentale. Numerosi paesi, come la Svezia, la Spagna, la Germania e recentemente anche la Francia, hanno già adeguato le loro leggi alla Convenzione di Istanbul. Con questa risoluzione il Consiglio regionale ha l'opportunità di fare la sua parte, sollecitando da una parte il Governo e il Parlamento a mantenere fede all'unanimità già espressa dalla Camera, blindando il principio del consenso libero, rafforzando le politiche regionali, perché la legge da sola non basta e lo abbiamo già detto. Serve finanziare i centri antiviolenza, serve investire nella scuola, nella prevenzione, nell'educazione e fare rete, con tutte le realtà dei paesi. Introdurre il principio del consenso libero attuale non è un tecnicismo giuridico e non lo deve essere, è un atto di civiltà che tutela la dignità e la libertà di ogni persona. Grazie Presidente. Il tema non può lasciarci indifferenti ed è bene prendere posizione data la delicatezza e la complessità anche del confronto che c'è su questa vicenda. Non possiamo attribuire certamente la colpa a Ovidio, perché nelle sue opere dell'Ars Amatoria, che io ho trovato nei testi di diritto penale all'università, si parlava della vis grata puelle, del piacere. Vedo il segretario generale che ha studiato come me a Padova, nei nostri testi c'era questo richiamo che mi ha sempre colpito, ovviamente in modo negativo, perché la vis grata puelle è un'espressione che probabilmente può interessare gli psicologi, ma che agli uomini di legge, a coloro che devono dare giustizia, non può bastare. La vis grata puelle era quella che inquadrava il reato di violenza sessuale, come ha detto bene la collega, un reato contro la moralità, contro l'etica, contro la famiglia. Invece giustamente nel tempo si è avuta una maggior consapevolezza, anche da noi in nostro Parlamento ha portato questa fattispecie di reato nell'ambito degli illeciti contro la violenza, contro la libertà personale. Io li ho vissuti dei processi di violenza sessuale, uno anzi, 609 bis, avevo come controparte l'attuale Ministro della Giustizia Nordio. Fortunatamente è quello che il codice chiama caso minore, non ve lo voglio illustrare, ma è interessante, ma quel caso ultimo che ho avuto l'occasione di trattare ha dimostrato ancora una volta la sua difficoltà di discernere e di dare la prova, perché il processo non vive di un'affermazione tautologica, vive della prova, bisogna dare la prova, ovvero la concreta dimostrazione che vi è stata la violazione della libertà di una persona. E non è semplice, credetemi. Io ho sempre colto nei casi che ho vissuti, ne ho fatto più di qualcuno, che anche la negazione in sé è sufficiente e i tribunali di solito su questo sono d'accordo. Nei casi in cui l'affermazione è anche esplicita, libera, credo che va solo a rafforzare, quindi io non credo che l'ipotesi della volontà contraria sia poco. Io credo che l'ipotesi della volontà contraria si debba invece desumere da comportamenti, da circostanze che vengono senz'altro fuori nel corso del dibattimento e dei processi. Che il processo è chiaro che c'è il limite quale? Che questo tipo di reati di solito si consuma in un contesto non condiviso. Cioè, non voglio fare esempi che turbano questa assemblea, ma chiaramente si fa in un contesto non condiviso, quindi privato, che so, la violenza che una ragazza ha subito all'interno dell'auto mentre veniva accompagnata a casa, in un contesto familiare in assenza di genitori, casi di minorenni che hanno... Insomma, ne abbiamo avuti tantissimi. Ma il dissenso, ripeto,
è di per sé sufficiente, perché ci sono parecchi indizi di dissenso. Una persona che si sottrae, che cerca la fuga e che si divincola, non deve dare altre dimostrazioni. Quindi io associerei all'espressione della volontà contraria manifestata in qualsiasi forma e modo, a maggior ragione anche a quella del consenso, della opposizione esplicita, libera, volontaria. Io credo che la contrapposizione che c'è stata anche nel dibattito parlamentare non abbia giovato alla definizione del reato. Poi abbiamo i casi minori. Voi sapete che la Corte Suprema di Cassazione pulisce come violenza sessuale anche il bacio dato dal compagno, dal collega di studio sul collo dell'impiegata o della collega. Questo per esempio è un caso di violenza sessuale minore che pur punito con la riduzione fino a 2/3, ma la pena base, la pena edittale è da 6 a 12 anni e tu lo riduci di 2/3 fino a 2/3, lo porti comunque a 2 anni, che è una sanzione pesantissima. Non so quanti siano d'accordo che per la stupidità o l'atteggiamento irresponsabile di chi va a dare il bacio sul collo a una collega che non lo vuole nel consenso del lavoro debba essere punito con pene esemplari. Però fortunatamente i giudici, io ho sempre trovato grande responsabilità, grande equilibrio. Chiaro che il legislatore non può giocare con le due formule. A mio parere le due formule, ripeto, possono essere anche utilizzate entrambi. Grazie. Grazie consigliere. Consigliera Sambo. Infatti, faccio un po' di difficoltà anche rispetto a queste ultime parole, cioè come se un bacio sul collo non voluto fosse un gesto di stupidità. Cioè a me, scusate, ma queste parole è la classica cosa, insomma, che da decenni ci sentiamo ci sentiamo dire in qualche modo, ok, il palpeggiamento eccetera sia appunto uno scherzo o altro. Io credo, ecco, che proprio per questo ci sia bisogno di un intervento normativo chiaro, dove giurisprudenza tante volte è andata avanti e quindi in realtà e quindi per 20 anni di giurisprudenza hanno consolidato la questione del riferimento al consenso rispetto al dissenso, e non è che chiedere la necessità del consenso tolga la questione del dissenso, si va oltre. È ovvio che nel momento in cui riconosciamo il principio del consenso libero, specifico ed attuale, è già compresa ovviamente la questione relativa al dissenso, ma spostiamo, è stato benissimo detto dalle colleghe e dai colleghi, spostiamo l'attenzione e la richiesta, di un dissenso esplicito e quindi l'attenzione dalla vittima al carnefice. Ed è questo l'importanza ecco, di questa modifica normativa. E il fatto, scusatemi ancora, che non si sia a livello nazionale rispettato anche un patto bipartisan, io credo che invece sia stata un qualcosa di grave che ci riporta indietro rispetto invece ai passi in avanti fatti e anche alla giurisprudenza, anche perché in questo caso, a differenza di altri casi come ad esempio il fine vita, dove la società probabilmente è più avanti del Parlamento, in questo caso purtroppo la società non è più avanti, proprio per queste parole che ci sentiamo dire ripetutamente tutti i giorni, e la società purtroppo in questo caso è ancora molto indietro, ed è per questo che la giurisprudenza in primis è dovuta intervenire, non sempre, perché tante volte c'è un problema di vittimizzazione secondaria anche all'interno delle istituzioni dei tribunali, ricordiamocelo, però tanti passi in avanti sono stati fatti anche in quel senso. E allora per questo che è importante che anche in quest'Aula appunto si arrivi a una definizione condivisa, e ovviamente ringrazio tutte coloro e tutti coloro ovviamente che hanno sottoscritto o che voteranno questa risoluzione, perché è evidente che rispetto allo stallo che c'è in Parlamento, che rischia in questo caso c'è bisogno rispetto allo stallo del Parlamento di dare quantomeno a livello che parta anche dal Veneto una spinta, ecco, perché si arrivi invece a una legge che
garantisca veramente le donne, perché invece se non dovesse essere così, allora effettivamente anche rispetto a quello che all'evoluzione, anche al dibattito parlamentare pubblico, insomma, che c'è stato in questi anni, arriveremo, insomma, a tradire veramente le donne. Per questo ribadisco, insomma, questa risoluzione è di un'importanza fondamentale, proprio per garantire che invece il consenso sia libero, specifico e attuale, come è stato detto, e non sia invece necessario da parte della donna, poi in un momento anche, è stato ricordato più volte, di difficoltà, cioè se un terzo, come è stato detto, delle donne, è stato ripetuto da più consiglieri e consigliere, ha subito una violenza fisica nella propria vita, probabilmente sono anche di più, cioè nel senso, e non tutte, anzi sappiamo benissimo che una minima parte di queste ha denunciato, ma semplicemente poi le statistiche, le ricerche eccetera fanno emergere questo, ma è evidente in realtà che è molto di più, anche rispetto, diciamo, a quello che per fortuna quantomeno emerge, perché forse ci dà anche la forza di riuscire, insomma, a condannare gesti più o meno forti, più o meno di violenza, ma che invece vanno tutti condannati, e per questo ribadisco, anche su questo va assolutamente invece superata la questione del mero dissenso e invece garantito il riferimento al consenso libero, specifico e attuale. Grazie consigliera, non vedo altri iscritti. Vi ricordo che, anzi vi informo che la consigliera Ostanel ha cercato di raccogliere un po' le istanze che ha sentito e propone a pagina 3 una modifica, esprime il proprio orientamento esortando il Governo e il Parlamento a licenziare un testo condiviso dell'articolo 609 bis del Codice Penale che tenga conto del principio del consenso libero, specifico e attuale nella definizione del reato di violenza sessuale. Quindi questa è una modifica che potrebbe in teoria, e io spero anche che lo sia, essere accolta dall'Aula. Prego consigliere. Consigliere Barbisani. Sì, grazie. No, solo per dire che da parte del nostro gruppo e dell'intera maggioranza mi permetto di dire, se non ci sono contrarietà, questa nuova riformulazione è accolta e credo che facciamo anche un bel servizio alla nostra comunità di poter licenziare un testo che vede l'unanimità di tutti su un tema così particolare. Mi sento in particolar modo di ringraziare le donne del nostro gruppo che hanno dimostrato una sensibilità della quale non avevamo assolutamente pensiero che non vi fosse, e credo che sia una bella pagina questa oggi per il Consiglio regionale del Veneto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Ostanel, vuole replicare? E chiudiamo. C'era il consigliere Baldan. Flavio, prego. Grazie Presidente, signori consiglieri, accettiamo la modifica. Io rubo pochi secondi, ovviamente ringrazio le consigliere per il lavoro fatto, credo che sia di estremo valore e mi auguro... Prima ascoltavo le parole del consigliere Maltauro. Sì, è vero, nessuno ovviamente vieta nel nostro Parlamento che non ci sia una discussione, un dibattito. La mia impressione, e per questo rafforzo questa posizione che è stata presa oggi in questo Consiglio, la mia sensazione è che da tempo la tecnica legislativa del nostro Parlamento sia in ritardo rispetto agli eventi che si hanno nel Paese, le evoluzioni storiche di vita, eccetera. E quindi spesso la legislazione arriva post rispetto a ciò che accade e a ciò che accade anche con eventi drammatici. Il fatto che oggi, come Regione del Veneto, diamo uno stimolo, un tentativo di stimolo al Parlamento e arriviamo prima da questo punto di vista, significa che probabilmente a livello territoriale in questo momento ci sono percezioni che a livello nazionale non si riescono a raggiungere, e non voglio entrare per polemiche nel perché e nel per come, non so se siano ideologie o sia mancanza di conoscenza dell'effettiva realtà,
sta di fatto che la tecnica legislativa e il Parlamento ormai da tempo, secondo me, in questo Paese è spesso in ritardo su quello che necessita l'evoluzione dei tempi. E quindi ringrazio, sono favorevole, mi fa piacere che oggi il Veneto si ponga in evidenza a livello territoriale, mi auguro lo facciano anche altre regioni italiane, e si ponga in evidenza ponendo, diciamo, a tutti gli effetti un provvedimento legislativo che secondo me anticipa e anche il nostro Parlamento e magari lo invoglia a essere un po' più pragmatico rispetto all'attualità. Grazie. Grazie consigliere. Consigliera Stanel per una replica ricognitoria. Sì, grazie Presidente. Sì, l'avevo detto prima, ci sono temi che non dovrebbero avere colore politico e credo che quello che stiamo facendo oggi qui dia anche diciamo, una speranza a chi crede che le istituzioni debbano essere una parola bella, secondo me, che usa un filosofo che cito sempre ai miei studenti. Istituzioni intelligenti, cosa vuol dire? Le istituzioni intelligenti sono quelle che a partire anche da posizionamenti diversi, forse errori che vengono fatti anche ad altri livelli, riformulano un pensiero. E questa modifica che abbiamo condiviso, e io voglio davvero ringraziare le donne del Consiglio, perché è partito da qui questo emendamento, e lo dico perché io credo ci sia una specificità nel fatto che le donne appartenenti a questo Consiglio e che hanno partecipato, no, alla riformulazione abbiano voluto tenere il principio. Questa è una riformulazione che tiene dentro quei 3 termini importanti: consenso libero, informato e attuale. Non è una mediazione. Non è una mediazione a ribasso, è definire un principio che è quello da cui quel Parlamento era partito, dicendo arriviamo fino alla fine con quel principio. Fa da monito, dice anche al nostro Parlamento come si dovrebbe comportare. È per questo che la modifica non solo è stata accettata, ma è stata accettata con favore, perché non modifica l'impianto di quello che noi avevamo proposto. E nella discussione che abbiamo avuto con le colleghe, penso in particolare alla collega Calligaro, è stato questo il punto. Noi non vogliamo modificare né le premesse, perché le premesse erano delle premesse che cercavamo insieme di costruire come delle premesse che dicessero davvero al Parlamento il contenuto che deve elaborare. Quindi a partire da qui che ho accettato la modifica, ma perché la modifica non è un compromesso a ribasso, è semplicemente ribadire che cosa il Parlamento dovrebbe fare. Nessuno la considera, mi permetto di dire, un compromesso a ribasso, ci mancherebbe. Io passerei al voto se siete d'accordo. Aperta la votazione. Certo. Penso che si commenti da solo l'unanimità. Prossimo punto è il punto 9. Adesso scusate, ho perso le carte. Eccolo qui. Mozione numero 23 presentata dai consiglieri Barbera, Borgia, Baldanmatteo, Benetti, Besio, Calligaro, Leso, Rucco e Soranzo, localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto nelle zone di alta pianura. Prego la consigliera Barbera per la presentazione. Grazie Presidente. Questa mozione nasce da un impegno che è stato assunto fin dall'inizio di questa legislatura. Un impegno che poi nel proseguo appunto di questo mandato non è mai venuto meno giorno dopo giorno e che per quel che mi riguarda nasce anche da un'esperienza amministrativa che continuo a portare con me. Consentitemi però innanzitutto anche in questo caso di rivolgere un ringraziamento ai colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia che hanno fin da subito condiviso questa mozione, l'hanno sottoscritta e hanno creduto nella necessità di dare una risposta concreta ai territori e ai cittadini. Quindi questa mozione è frutto di un lavoro di squadra, li ringrazio in particolare la collega veronese Anna Leso che sente particolarmente questa tematica assieme a me ed è il segno di una sensibilità comune verso un tema che riguarda la salute, l'ambiente e il futuro del nostro Veneto. Perché per 7 anni ho avuto l'onore di ricoprire il ruolo di assessore in un territorio del Veronese che ricade proprio nelle zone di alta pianura e di ricarica degli acquiferi.
zone che appunto sono fondamentali per questo. In quegli anni ho raccolto ogni giorno le preoccupazioni di molti cittadini, ho ascoltato amministratori locali, comitati e associazioni e ringrazio anche le associazioni, gli amministratori e i comitati con cui il dialogo rimane costante. Le loro preoccupazioni riguardavano non solo la tutela dell'acqua, ma la tutela di un territorio che in tal senso ha già sofferto e dato tanto nel corso degli anni, per non dire troppo. E quindi queste preoccupazioni riguardano tuttora la qualità dell'ambiente per il presente e il futuro di chi vive o fa anche agricoltura in questa terra. Quelle preoccupazioni non sono scomparse, sono ancora presenti e quindi sento e sentiamo il dovere di rappresentarle anche oggi in quest'Aula. Per questo all'inizio di questa legislatura abbiamo depositato questa mozione, che non è un atto di contrapposizione. Sappiamo benissimo che occorre soddisfare il fabbisogno di smaltimento rifiuti, ma credo che ci siano aree sensibili che abbiamo il dovere di proteggere e tutelare. Quindi questa è una proposta di responsabilità e di prevenzione. Dal deposito di questa mozione però non siamo rimasti fermi e quindi desidero anche riconoscere il lavoro che abbiamo svolto nel corso di questi mesi con l'assessore Elisa Venturini e con la struttura regionale, perché in questi mesi è stato costruito un percorso serio e concreto che ha visto anche riappropriarsi questo Consiglio regionale del diritto di incidere su queste tematiche. Un percorso che ha prodotto anche risultati importanti. Penso per esempio agli impegni inseriti nel documento di economia e finanza regionale, dove la Regione ha espresso chiaramente la volontà di rafforzare la tutela delle zone di confine e delle aree di ricarica degli acquiferi. Quindi è stato poi avviato attraverso una proposta di legge un confronto con le regioni confinanti attraverso una legge appunto recentemente approvata da questo Consiglio. È un passaggio significativo che abbiamo il dovere di riconoscere. E sappiamo che questo confronto è in corso e siamo tuttora consapevoli della complessità del percorso istituzionale necessario per arrivare ad una disciplina omogenea. Per questo riteniamo oggi che l'approvazione di questa mozione non sia affatto una sovrapposizione, ma bensì un rafforzamento di un lavoro già avviato, perché votare questa mozione significherebbe dare continuità a un percorso che questa Regione ha scelto di intraprendere, significa offrire ai cittadini un'ulteriore garanzia. La tutela della salute e dell'ambiente resta una priorità assoluta, perché quando si parla di salute pubblica il principio guida deve essere quello della prevenzione. E alla luce di questo principio meritano attenzione anche gli aggiornamenti della ricerca scientifica. Negli ultimi anni stanno emergendo nuovi elementi sugli effetti dell'esposizione delle fibre di amianto ingerite attraverso l'acqua potabile, soprattutto per quello che riguarda l'esposizione professionale. Non si tratta di creare allarmismi, non si tratta di anticipare conclusioni che spettano solo alla scienza, ma si tratta però di applicare con serietà il principio di precauzione e di prevenzione. È quello che chiediamo attraverso questa mozione, perché questo principio impone alle istituzioni di agire con lungimiranza quando è in gioco la salute dei cittadini. E questa mozione va esattamente in questa direzione. Acqua, ambiente e salute sono beni comuni, abbiamo il dovere di consegnarli integri alle generazioni future e per questo auspico una condivisione, un voto ampio e condiviso di questa mozione, valutando ogni azione possibile per revisionare il piano regionale dei rifiuti, eliminando la deroga che ad oggi da qualche anno permette l'insediamento di impianti di smaltimento di amianto anche in queste zone che sono, come dicevamo, sensibili. Chiediamo un voto che rafforzi il percorso già avviato dalla Regione Veneto, un voto che confermi la volontà di continuare a tutelare una risorsa essenziale come le zone di ricarica degli acquiferi, tenendo conto anche dell'impatto economico che le scelte in materia ambientale hanno avuto sui bilanci dei comuni in questi anni per consulenze tecniche ambientali. In questo modo contribuiremo a tutelare la salute dei cittadini veneti e il nostro ambiente e continueremo a rappresentare al meglio i nostri territori e i nostri cittadini. Grazie. Grazie consigliera. Apriamo quindi la discussione, 5 minuti per consigliere, si è prenotato Filippo Rigo e poi Gino Gerosa, però immagino voglia dare un parere per la Giunta e quindi lo facciamo dopo, alla fine della discussione. Prego Rigo. Grazie Presidente, buongiorno colleghi, ringrazio la collega Barbera perché questa mozione è un ulteriore passo importante verso la difesa e la tutela dei territori, in particolare dei territori del Veronese, in particolare dei comuni di Villafranca di Verona e di Valeggio sul Mincio che
dopo la deroga per la realizzazione delle discariche di amianto inserita nell'aggiornamento del piano rifiuti del 2022, si sono visti presentare due progetti molto impattanti su un territorio già molto compromesso, perché è un territorio che nel corso degli anni ha visto la realizzazione di molti impianti di smaltimento rifiuti e ha visto la mobilitazione di tanti cittadini, di comitati, dei comuni interessati che hanno speso tempo, risorse dei cittadini e dei contribuenti per contrastare questi progetti. Già nella scorsa legislatura abbiamo presentato diverse mozioni, sono state approvate diverse mozioni per cercare di eliminare questa deroga. Io stesso ho presentato anche in questa legislatura una proposta di deliberazione amministrativa per andare a modificare quell'aggiornamento del piano rifiuti e tornare al piano originale, quello del 2015, che prevedeva il divieto assoluto della realizzazione di qualsiasi tipo di discarica nei territori di alta pianura e ricarica degli acquiferi. Questo perché era stata inserita questa deroga, questo divieto? Era stato inserito perché sono territori che hanno pagato un prezzo ambientale altissimo, sono territori dove sono state presenti molteplici cave, ci sono state molteplici escavazioni, sono territori che hanno avuto, dove si sono insediati moltissimi impianti di smaltimento rifiuti. Io vivo in un paese, Somma Campagna, che ha 3 impianti di smaltimento rifiuti esauriti, ai confini del nostro paese ce ne sono 4, molti di questi purtroppo hanno nella gestione post mortem avuto problemi e quindi quei territori vanno tutelati e vanno salvaguardati per salvaguardare i cittadini, per salvaguardare le falde acquifere, ma soprattutto per ristabilire un principio sacrosanto e un divieto sacrosanto, quello di vietare qualsiasi tipo di discarica in quei territori. Questo lo diciamo con forza da qualche anno, lo diciamo a fianco delle amministrazioni locali, siamo a fianco dei cittadini, siamo a fianco dei territori che su questo sono preoccupatissimi, gli strumenti ci sono, quindi io credo che sia importante che la politica faccia la propria parte e dia delle risposte concrete e certe a quei cittadini, perché se lo aspettano da noi, se lo aspettano da questa amministrazione e perché, ripeto, hanno già pagato un prezzo ambientale altissimo. Grazie. Grazie Rigo. La parola a Matteo Pressi. Grazie Presidente, per ovviamente sottolineare il favore rispetto a questo documento presentato dalla collega Barbera e che idealmente sottoscrivo nei suoi contenuti. Il ragionamento da fare è molto semplice. Se a livello programmatorio nel tempo la Regione Veneto si era dotata di un piano che prevedeva delle norme specifiche di divieto rispetto all'insediamento di un certo tipo di impianti o zone di stoccaggio e ricezione di determinate tipologie di rifiuti, è ragionevole pensare che questa attività programmatoria e quindi questo divieto sia stato istituito sulla base di studi, ricerche o comunque evidenze di carattere scientifico o tecnico che deponevano nel senso di questa scelta. Ora, se quando si è trattato di fare la programmazione, la scienza, la tecnica ci suggerivano di compiere questa scelta, o la deroga è supportata da altrettante evidenze scientifiche, ma non siamo in questa ipotesi, oppure è il caso di ritornare a far valere la previsione di piano, che prevedeva il divieto di ubicare su quei territori impianti e siti di stoccaggio di rifiuti, di tipologie particolari che abbiamo già evidenziato, dall'amianto e simili. Quindi io sono molto favorevole a questa ipotesi. La scelta su dove ubicare i rifiuti e quale tipologia di rifiuti ubicare si fa con il metodo della programmazione e con un'istruttoria tecnica adeguata. Se l'istruttoria al tempo restituì i risultati del divieto di ubicazione, questo divieto non deve più essere derogato, anzi deve essere fatto valere. Grazie. Grazie consigliere. Claudio Borgia, prego lei. Volevo solo che fosse messo al verbale che
sono favorevole alla risoluzione numero 13 della precedente votazione, che non sono riuscito a votare. Grazie. Va bene, consigliere, abbiamo registrato. Ritorniamo sull'argomento in corso. Bigon Anna Maria, prego, lei la parola. Grazie Presidente. Nel 2015 veniva votato e stilato il piano dei rifiuti, dove prevedeva appunto nella zona di ricarica degli acquiferi un divieto evidente, chiaro, preciso di realizzare discariche di amianto. Nel 2022 all'improvviso questo divieto viene eliminato e quindi vengono presentate immediatamente nel Villafranchese 2 domande di autorizzazione di discariche di amianto contemporaneamente. Da allora parte la battaglia, ovviamente, che noi facciamo, e io ringrazio anche la collega di aver presentata questa mozione, ma una battaglia che appunto da allora viene fatta chiedendo alla Regione di intervenire nuovamente per 3 motivi principalmente. Perché è una zona fragile, dobbiamo tutelare l'ambiente, dobbiamo conseguentemente in via prioritaria tutelare la salute e anche, direi, gli immobili di quei residenti, perché guardate che una delle due doveva, mi auguro di dover utilizzare questo verbo, essere realizzata a 200 metri dalle abitazioni, quindi non solo in una zona di ricarica degli acquiferi, ma a 200 metri dalle abitazioni, dove persone giustamente mi facevano notare che un mutuo da 30 anni da pagare per un'abitazione che non ha più valore vicino alla discarica. Ma al di là di questo, io credo che dobbiamo anche da una parte invitare e io credo che venga approvata all'unanimità, mi auguro, questa mozione dove viene chiesto di valutare l'opportunità. Io chiedo al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, non di valutare solo l'opportunità, di vietare la realizzazione delle discariche, di obbligare la modifica di questo piano dei rifiuti. E poi c'è un'altra questione, le 2 autorizzazioni che nel frattempo sono state richieste, noi dobbiamo essere tranquilli e chiari su un fatto ben preciso, la retroattività, cioè la legge che è stata votata poco tempo fa di divieto di discariche nei 10 chilometri dal confine, di cui tutti noi siamo consapevoli che perché è stata discussa poco tempo fa ed è molto importante perché dà un avvio a un confronto con un'altra regione di confine e credo che sia importante relazionarci e condividere quelli che sono ovviamente gli impianti più importanti vicino al confine, perché di fatto il problema non è una questione di confine, perché il chilometro successivo, quello dopo sul Mantovano ad esempio, comporta gli stessi problemi che abbiamo noi. Quindi bisogna veramente relazionarsi e un tavolo di confronto è importante averlo avviato, ma a dicembre vedremo quello che succederà. Perché? Perché l'intesa dovrà essere fatta secondo questa normativa per quella data e in quella data, oltre alla modifica del piano dei rifiuti per mettere veramente tranquilli tutti i cittadini, ci dovrà essere anche quell'intesa che vieta la realizzazione di discariche, ma anche quelle già in parte autorizzate o di cui se n'è fatta richiesta. Per cui, ecco, chiedo una cosa in più, ovviamente noi siamo a favore di questa mozione, va benissimo, la portiamo avanti, continua la battaglia, dobbiamo essere uniti in questo, ma soprattutto capire che nessuna discarica deve essere fatta nemmeno di quelle già richieste e di cui la procedura purtroppo nel frattempo, dal 2022 ad oggi, è andata avanti. Grazie. Grazie consigliera, la parola al consigliere Bozza. Grazie Presidente e ovviamente ringrazio la collega Barbera per aver riportato un po' l'attenzione su un tema che ci ha visti protagonisti dall'inizio della legislatura con una serie di azioni e provvedimenti che abbiamo condiviso non solo in sede di Consiglio, in sede di bilancio, in sede di DEFRE, ma abbiamo anche poi
portato avanti in sede di giunta con la proposta appunto di legge della collega assessore Venturini, che con le discariche di confine insomma, si è posto un punto fermo su una metodologia di lavoro anche chiaramente con le regioni confinanti per andare a dare una pianificazione, una regolamentazione unitaria al fine di proprio fare quello che diceva anche il collega prima che è intervenuto, una programmazione un po' più lungimirante e accorta. È chiaro che questa legge che abbiamo approvato già prevede oggi la possibilità che la Giunta stabilisca i criteri proprio per dare anche tutela ai territori dove la pressione che si è registrata in questi anni ovviamente di presenza di discariche e di siti di questo genere possa essere tenuta in debita considerazione, proprio per la vulnerabilità e ovviamente la delicatezza dei territori. È evidente che la precedente Giunta aveva fatto una scelta concedendo una deroga, bene che adesso si riesca insieme a condividere un percorso con un filo unitario tra Giunta e Consiglio, in modo anche da consentire poi eventualmente nella nuova programmazione di capire quali sono le scelte tecniche che si devono fare proprio in coerenza anche con gli atti di indirizzo politico supportati, ripeto, ovviamente dagli elementi tecnici e scientifici per una gestione sicuramente un po' più attenta. È evidente che oggi abbiamo un problema di smaltimento sul nostro territorio regionale, è un problema che non ci deve togliere dalla responsabilità di trovare e individuare una soluzione. È chiaro che i siti attualmente previsti hanno delle criticità e quindi sta a noi dare anche delle soluzioni alternative proprio per evitare che in questa regione ci siano dei costi importanti di smaltimento in altre siti regionali o addirittura in altri paesi con costi importanti per la regione. Però al tempo stesso lo dobbiamo fare con l'attenzione che ci chiedono oggi non solo i cittadini ma i consigli e quindi le amministrazioni comunali del territorio, e che abbiamo ampiamente ascoltato e che cercheremo sicuramente di portare avanti con quella responsabilità e pragmatismo che ci ha visti contraddistinti in questa legislatura, dando anche un segnale, penso, di coesione importante. Io volevo ringraziare la collega sicuramente, i colleghi che ovviamente su questo Veronesi si sono spesi anche nei mesi scorsi e l'assessore perché è riuscita in davvero poco tempo a darci anche gli strumenti necessari per poter essere incisivi e operativi sul territorio. Con questo ovviamente il percorso continuerà e mi auguro insomma, che anche con le dovute modifiche concordate con gli assessori, perché una mozione, collega Bigon, non può dare un impegno con un'imposizione, è un impegno che ovviamente si dà alla Giunta di verificare su quelli che sono dei presupposti tecnici e normativi la fattibilità di poter poi andare a fare appunto quello che è l'impegno della Giunta, però la verifica è necessaria perché l'imposizione non si può da regolamento ovviamente dare da quest'Aula. Grazie. Grazie. Consigliere Valdegamberi, prego. La questione è nota da molto tempo, dal 2024, dall'aprile 2024, quando questo Consiglio regionale chiedeva, mi pare all'unanimità o quasi, di rivedere la delibera di programmazione da parte della Giunta che andava a modificare la pianificazione permettendo la realizzazione di queste discariche nelle aree di ricarica delle acquifere, nei ghiaioni che ci sono in zone che, come è stato detto, sono già molto compromesse. Oggi siamo nel 2026 e nel frattempo alcune pratiche sono andate avanti. Con la legge che abbiamo fatto si è tentato di cercare lo strumento per concertare con i territori al di là del confine regionale una allocazione, una programmazione in comune per evitare anche il sovrapporsi di parecchie discariche in pochi chilometri quadrati anche se appartenenti a realtà regionali diverse.
Io credo che questa mozione trova il senso nel sollecitare la Giunta a prendere una decisione in merito ai fatti programmatori, perché fintanto che la programmazione rimane quella che c'era ancora allora nel 2024 è chiaro che non si riesce e più il tempo passa più diventa anche difficile a trovare una soluzione. Rimane il quesito, le pratiche già avviate, sappiamo che le norme, le leggi valgono per le pratiche, non hanno effetto retroattivo in genere, quindi probabilmente la Giunta sta valutando il fatto se questa norma che abbiamo approvato sia applicabile o meno alle fattispecie che ci sono manifestate nel Veronese. Io mi auguro di sì, però occorre quantomeno una decisione urgente, chiara da parte della Giunta per sapere cosa si intende fare, perché altrimenti faremo altre 100 mozioni e siamo sempre al punto di partenza. Io ricordo che comunque la mozione di cui ero il primo firmatario nel 2024, nell'aprile 2024, è stata totalmente disattesa dalla Giunta e non è stato fatto nulla. Già allora che eravamo all'inizio delle procedure si poteva forse fare qualcosa di più. Comunque meglio tardi che mai, ma non vorrei che sia troppo tardi. Grazie consigliere. Consigliere Anna Leso, lei. Grazie Presidente. Io non voglio ripetere quanto è stato già detto dai colleghi in modo puntuale, ma vorrei ringraziarli. Condivido naturalmente quanto è stato già nel dettaglio esposto, ma ho un auspicio. Auspico davvero di cuore che quanto chiesto e ribadito con questa mozione in questo Consiglio sia accolto nel rispetto proprio delle richieste legittime di tutti quei cittadini che chiedono riguardo e garanzie per la loro salute. Grazie. Grazie consigliera. La parola a Szumski, prego. Grazie Presidente. Esprimiamo il nostro sostegno a questa mozione, ovviamente la tutela dell'ambiente e il posizionamento di impianti di questa tipologia e di altre tipologie che poi si concentrano in territori fragili è chiaramente da valutare diversamente. Però diciamo che qui per alcuni aspetti temo si stia chiudendo la porta quando i buoi sono già scappati, perché dubito che se ci sono già dei provvedimenti in essere che hanno avuto una valutazione e autorizzazione, il rischio è che poi un tribunale dia ragione. Mi pare che qualche causa in giro per l'Italia simile l'abbia già vista. Però devo anche dire che ci deve essere anche una responsabilità politica, perché non è che siano arrivati i marziani, cioè qualcuno ha approvato nel 2022 la deroga e quindi insomma adesso continuità di maggioranza, mi pare che qualche ragionamento di dove stanno le responsabilità sia facilmente intuibile. Grazie. Allora non vedo altri interventi, quindi c'è un'eventuale replica magari della consigliera? Chiedo. Lascerei parlare prima la Giunta perché l'assessore voleva dire qualcosa. Prima l'ho interrotto perché aspettavamo la fine della discussione. Prego, Assessore Gerosa. Sì, grazie Presidente. Allora si esprime favorevole, accolto, richiedendo però una riformulazione dell'impegno alla Giunta, come d'accordo con la proponente, la consigliera Barbera, in questo modo: a valutare un approfondimento finalizzato ad esaminare la possibilità di una modifica dell'articolo 15,4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani speciali, con particolare riferimento alla deroga prevista per gli impianti dedicati di cui al comma 2 lettera A, al fine di rafforzare la tutela delle zone di alta pianura, zona di ricarica degli acquiferi. C'è un emendamento? È rimasto lì sui banchi però. Allora, posso vederlo? Sì. Allora, c'è un emendamento, lo farei vedere alla proponente per il consenso eventuale o meno. Glielo avviciniamo. L'ha già letto?
No, è quello lì. Vai. Lo guardi un attimo che collega. Ok, adesso mi sentite? No, se è quello dell'assessore Gerosa di cui ho appena dato lettura, lo accetto perché non cambia assolutamente il fine, che è quello di rafforzare la tutela delle zone di alta pianura, zone di ricarica degli acquiferi, anzi va nella stessa direzione che anticipava anche il collega Bozza e il collega Pressi, e quindi sono felice che la Giunta abbia dato parere positivo a questa mozione, perché significa che si va avanti nel percorso che questo Consiglio regionale ha espresso fin dall'inizio, e attraverso la votazione di questa mozione andiamo a rafforzare il mandato alla Giunta per revisionare la programmazione e quindi modificare, appunto, eliminare la deroga che prevede oggi lo stoccaggio dei rifiuti anche in queste zone. Se posso avere un emendamento, grazie. Allora vi leggo brevemente. L'impegno alla Giunta è così modificato: a valutare un approfondimento finalizzato ad esaminare la possibilità di una modifica dell'articolo 15,4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento alla deroga prevista per gli impianti dedicati di cui al comma 2 lettera A, al fine di rafforzare la tutela delle zone di alta pianura, zone di ricarica degli acquiferi. Questa è la proposta di modifica della Giunta, quindi noi andiamo a fare un'unica votazione sulla mozione che comprende anche la parte emendata. Quindi a questo punto direi che Barbera ritengo che aveva già parlato, quindi posso... Ok. Bene, dichiarazioni di voto. Ostanel, prego. Io volevo votare la mozione, la voterò comunque. Devo dire che questa proposta di riformulazione la rende davvero molto vaga, quindi io ringrazio la collega Barbera, però Assessore Gerosa, lo dico chiaramente, pensare di non fare un lavoro, diciamo, non di valutare se pensare di rivedere il piano, ma farlo, è davvero importante per quanto riguarda la ricarica in falda delle nostre acque. Lei è assessore alla sanità, io penso, ne abbiamo discusso la scorsa legislatura per tantissimo tempo, che rivedere il piano rifiuti sia oggi urgente, ma in particolare a tutela della sanità e della salute delle persone che vivono in particolare in quei territori. E in tanti altri che poi magari un giorno verranno, purtroppo, perché sappiamo bene che la falda non si sa quanto si muove, non si sa l'acqua quanto poi si muove all'interno del terreno. Il principio di massima precauzione, e l'abbiamo visto anche quando qui abbiamo audito nella commissione dedicata a valutare i rischi FAS, anche i tecnici questo dicevano, quindi la modifica rende un dispositivo molto meno, diciamo, impattante di come era prima, la voterò comunque, ma davvero monitoriamo, e lo dico anche ai consiglieri, affinché si arrivi al risultato, perché lo chiediamo da tempo e penso che per quanto riguarda la ricarica, le aree di ricarica di falda, noi non possiamo transigere, quindi davvero non so perché, cioè immagino perché avete fatto questa modifica. Voglio darvi fiducia, come dicevo stamattina, sono troppi anni che in quest'Aula vedo valutare nei dispositivi e fino a qui ok, quando vedo valutare di vedere se fare, mi chiedo davvero se stiamo facendo il lavoro che dovremmo fare. La voto sulla fiducia, ma chiudo così. Grazie, la parola a Rigo. Sì, grazie Presidente, voteremo favorevolmente, ringraziando di nuovo la collega Barbera. Come gruppo Lega voteremo favorevolmente ovviamente a questa mozione.
Io credo che questa amministrazione regionale abbia fatto dei passi avanti importanti, quello della sospensione delle discariche lungo i confini regionali sia stato un provvedimento concreto e importante che ha rappresentato un sospiro di sollievo per i territori di confine. Ora però i cittadini ci chiedono un passo avanti decisivo, quello di ristabilire un principio sacrosanto, il divieto assoluto alla realizzazione di qualsiasi tipo di discarica nei territori di alta pianura e ricarica degli acquiferi. Gli strumenti ci sono, gli strumenti li abbiamo, ho presentato una proposta di deliberazione amministrativa che va proprio in questo senso, chiedo che venga iscritta, è già stata presentata in seconda commissione nella Commissione Ambiente, credo che sia iscritta quanto prima per poter permettere a questo Consiglio e alla Commissione di confrontarsi su una proposta concreta per ridare dignità ambientale a quei territori che hanno già pagato un prezzo ambientale altissimo, in particolare per i cittadini di Villafranca di Verona e di Valeggio sul Mincio. Grazie Presidente. Grazie. La parola a Bigon, consigliera Bigon. A lei. Grazie Presidente. Votiamo a favore questa mozione precisando e ribadendo l'impegno della Giunta che deve assolutamente metterci ed intervenire non solo nel modificare il piano dei rifiuti e quindi riportare quel divieto, ma soprattutto anche nel tener conto che le domande già effettuate, di cui in buona parte sono state anche parzialmente autorizzate, ne abbiamo 3 sul confine di domande di discariche, vengano veramente non portate avanti. Grazie. Grazie, a questo punto chiudiamo gli interventi per dichiarazione di voto e passerei alla votazione. Allora, solo un attimo, potete votare. Chiusa la votazione, 41 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, la mozione è approvata. Perfetto, allora a questo punto ci sarebbe la prossima mozione che è presentata dalla consigliera Ostanelli e dal consigliere Cunegato, che è un tema che sono sicuro accenderà in modo particolare l'Aula. Ora, se volete stare 4 ore, io vi tengo 4 ore serenamente da stamattina, altrimenti fermi. L'impegno, tanto le barche non partono. L'impegno è che ovviamente su questa mozione si riparta la prossima volta dopo le votazioni dei vari enti che andremo a fare, le nomine, eccetera, il PDL. Va bene? Quindi chiudiamo il Consiglio e ci vediamo il 14 alle ore 10. Puntuali, grazie.